Ecco, si stanno accomodando anche gli ultimi partecipanti, allora direi che possiamo iniziare. Buongiorno a tutti, vi do il benvenuto qui a Venezia e chiaramente un benvenuto anche a chi segue questa giornata in streaming sul canale YouTube regionale. Vi do il benvenuto a nome del dottor Romano, direttore dell'area politiche economiche, capitale umano e programmazione comunitaria, che oggi per un imprevisto non è potuto essere con noi, e vi porto oltre al suo saluto chiaramente anche il saluto del presidente della giunta regionale Luca Zaia, al quale spetta la delega ai programmi di cooperazione territoriale europea. Io mi presento, sono Rita Bertocco, direttore dell'unità organizzativa che all'interno della regione del Veneto si occupa dei programmi Interreg, in particolare degli 8 programmi Interreg che insistono sul territorio veneto e delle 2 strategie macroregionali a cui il Veneto partecipa, la strategia macroregionale EUSAIR e la strategia macroregionale EUSALP. Ringrazio la Regione Marche, che è punto di contatto nazionale del programma Interreg IPADRION, che è qui oggi nella persona del dottor Natalino Barbizzi, e anche la Regione Emilia-Romagna, che è autorità di gestione del programma, nella persona del dottor Lodovico Gherardi, che parteciperà oggi alla tavola rotonda in collegamento da remoto. Vi ringrazio per aver scelto la Regione del Veneto per organizzare questo primo Infoday nazionale di presentazione del primo bando del programma. È certamente un piacere per noi ospitare l'avvio dell'attività di informazione e di supporto al territorio italiano, parte dell'area programma. Siamo convinti che il coinvolgimento e l'attenzione nei confronti dei potenziali beneficiari, vecchi e anche auspicabilmente nuovi, i cosiddetti newcomers, sia la chiave di successo dei programmi di cooperazione. Questo è infatti il primo di 2 e auspichiamo 3 eventi di confronto con il territorio italiano per la presentazione dell'opportunità di finanziamento offerte proprio da questo primo bando. Possiamo già ricordare che il secondo appuntamento sarà il 9 maggio, se non sbaglio, ad Ancona, e poi ci dirà Natalino se riusciremo ad avere una terza giornata informativa per il territorio nazionale, quindi per coprire tutta l'area programma italiana. Saluto anche a proposito di cooperazione la dottoressa Anna Flavia Zuccon, che è oggi qui presente con noi al mio fianco, che è autorità di gestione del programma di cooperazione transfrontaliera Interreg Italia-Croazia. È un programma che nel 21-27 affronta con particolare interesse le sfide marittime e costiere dei nostri territori, ma anche gli obiettivi della strategia macroregionale EUSAIR. Il programma è al suo secondo periodo di programmazione e vede la conferma della Regione del Veneto come autorità di gestione. È stata riconfermata dopo il successo della prima programmazione. Si tratta di un programma transfrontaliero a carattere certamente marittimo e è una tipologia di programma assente dalla proposta regolamentare iniziale della Commissione europea del 2018, e proprio grazie all'intervento deciso dell'Italia il regolamento dedicato a Interreg, attualmente vigente, va a riconoscere le specificità delle frontiere marittime come aree di cooperazione lungo le quali affrontare le sfide comuni legate in particolare all'economia blu, alla gestione dello spazio marittimo, al cambiamento climatico che impatta sulla qualità del mare e sulla vita delle specie marine, vegetali e animali, ma non solo, come vedremo poi oggi nel corso della giornata, in particolare della tavola rotonda. Saluto inoltre dando il benvenuto anche ai colleghi funzionari del segretariato congiunto del programma IPADRION, il dottor Marco Zecchinato e la dottoressa Lucia Cagliari, che ci raggiungeranno più tardi al tavolo dei relatori, che sono arrivati con noi, qui da noi oggi da Bologna. Per il segretariato tecnico particolare inizia un periodo intenso di supporto ai proponenti da una parte e poi ai partner dei progetti approvati, e chiaramente ci sarà la fase molto delicata poi della valutazione delle proposte che verranno candidate. Sappiamo che questa è una fase che comporta un notevole carico di lavoro, di stress sulla vostra struttura tecnica, e auspichiamo però che arrivino numerose candidature, chiaramente anche in particolare dal territorio veneto, e soprattutto che siano proposte di qualità, perché l'obiettivo dell'Interreg, soprattutto nella nuova programmazione, è arrivare a finanziare progetti effettivamente di qualità che capitalizzino i risultati dei progetti approvati nelle programmazioni passate e siano in grado di innovare
l'impatto nei nostri territori, anche massimizzando questo impatto, quindi in coordinamento con altri programmi e altri fondi. Guardiamo anche certamente alla principale novità della programmazione 21-27 in relazione al programma Interreg IPA-Adrian e quindi in particolare al maggior allineamento del programma con la strategia macro regionale USAIR. Sappiamo che il programma tra i suoi obiettivi è anche quello di favorire l'attuazione e sostenere l'attuazione della macrostrategia. Il Veneto a questo proposito sta partecipando a questa fase delicata di revisione della macrostrategia USAIR e si tratta di un processo di aggiornamento del piano d'azione della strategia e in particolare il Veneto è attivo all'interno del pilastro 1, il primo dei 4 pilastri che compongono la strategia, che è dedicato alla crescita blu. Abbiamo in questo ambito un ruolo di coordinatori delle regioni italiane all'interno del gruppo di lavoro tecnico. Abbiamo certamente, guardando a un'altra novità, accolto favorevolmente l'apertura, l'accessibilità del fondo di rotazione nazionale anche ai soggetti privati, quindi questo torna ad essere disponibile per tutti i beneficiari italiani aventi natura giuridica pubblica e privata, e questa non è una novità di poco conto e quindi avrà un impatto, confidiamo, anche sulla partecipazione attiva dei soggetti aventi natura giuridica privata. Per il Veneto naturalmente questo significa incentivare la partecipazione di moltissime piccole e medie aziende che siano anche leader nell'innovazione tecnologica e sociale, che potrebbero portare un contributo qualificato alla missione del programma Interreg IPA-Adrian, ovvero quella di porsi come strumento cardine per rendere la regione adriatico-ionica più resistente nei confronti delle possibili nuove crisi economiche o shock economici del prossimo futuro. Vi do qualche informazione sulla partecipazione nel 14-20 dei beneficiari del territorio regionale Veneto. Abbiamo partecipato a 18 progetti di cooperazione territoriale finanziati dal precedente programma Adrian, ottenendo un cofinanziamento complessivo pari a quasi 4 milioni di euro, di cui 3 milioni di fondi FESR. In particolare abbiamo le strutture regionali coinvolte in 3 di questi progetti. Mi riferirei in particolare alla Direzione Industria, Artigianato, Commercio e Internazionalizzazione delle Imprese, che è stata capofila del progetto Future 4.0 e della sua prosecuzione Future 4.0 Plus, un progetto che ha lavorato nei settori della nautica e della cantieristica navale e che, come e forse anche più di altri settori manufatturieri, sta risentendo della progressiva introduzione nei processi produttivi dei sistemi cyberfisici che combinano quindi processi tradizionali con l'intelligenza artificiale e che stanno abbattendo di fatto le frontiere tra il mondo reale e quello virtuale. È uno dei progetti a cui insomma, la Regione del Veneto tiene particolarmente e a cui lavorerà sicuramente anche in vista di queste nuove opportunità di finanziamento. Io quindi concluderei qui i miei saluti di benvenuto e sperando che nel frattempo vi siate tutti accomodati, e direi che potremmo iniziare con la prima parte dell'incontro di oggi, che si struttura in questo modo. Come avete visto dall'agenda, avremo prima una tavola rotonda con le autorità di gestione dei programmi a vocazione marittima. Oggi purtroppo per un impegno non sarà presente la dottoressa Laura Comelli, autorità di gestione del programma Interreg Italia-Slovenia presso la regione Friuli Venezia Giulia. Ma sono con noi, come già detto, la dottoressa Zuccon per il programma Interreg Italia-Croazia e il dottor Lodovico Gherardi per il programma Interreg IPA-Adrian. Proverei a verificare se Lodovico è già collegato. Buongiorno Lodovico, ci sei? Oh. Non lo vediamo ancora collegato, è chiaramente in viaggio, in missione, come spesso succede nel mondo Interreg, quindi attendiamo ancora qualche minuto affinché si colleghi, e quindi possiamo intanto confrontarci con la dottoressa Zuccon
in merito alle novità della programmazione 21-27, in particolare al cosiddetto embedding, questa parola che probabilmente avete ritrovato in numerosi documenti dei programmi e dei bandi delle strategie macro-regionali. E quindi per capire in quale modo ciascuno di questi programmi che abbiamo ospiti oggi può contribuire all'attuazione delle strategie macro-regionali, in particolare delle USAIR. Allora, buongiorno da parte mia, altrettanto benvenuti e grazie Rita per la parola. Credo che almeno in questa prima risposta, diciamo così, alla tua sollecitazione sia opportuno non guardare solo al programma appunto Italia-Croazia, ma in generale a tutti i programmi Interreg che vedono, e sono tanti, l'Italia o qualche regione italiana, autorità di gestione e che insistono sull'Adriatico e il Ionio e quindi sono naturalmente nell'alveo della macrostrategia EUSAIR. Ovviamente ognuno di questi programmi con la sua dimensione, intendo proprio in senso anche geografico. Il collega Gherardi, che appunto è autorità di gestione dell'IPA Adrion, con un programma di livello transnazionale e la cui area proprio copre per intero proprio niente neanche dall'inizio. Allora, riprendo dall'ultima battuta, intanto auspicando che Lodovico Gherardi si colleghi. Si è appena collegato, ok. Ciao Lodovico, stavo facendo 2 battute sul fatto che la macrostrategia EUSAIR sia il quadro di riferimento per tutta la nostra area geografica, intendo per l'area geografica sia dei programmi Interreg transnazionali, come quello che gestisci per conto della Regione Emilia-Romagna, così come per altri programmi più piccoli, i transfrontalieri, come appunto l'Italia-Croazia gestito dalla Regione del Veneto o l'Italia-Slovenia gestito dalla Regione Friuli-Venezia Giulia. E nel dire questo, su sollecitazione della domanda iniziale di Rita, a proposito appunto di come ciascuno di questi programmi può contribuire al concretizzare, mettere in pratica i principi, gli obiettivi della macrostrategia EUSAIR, stavo dicendo che chiaramente ci sono diverse intensità che possono essere messe in campo da livelli transfrontalieri o transnazionali. E che l'Italia ha guidato, questo mi piace ricordarlo, attraverso il Dipartimento per la Politica di Coesione e l'Agenzia di Coesione Territoriale nel 21-22, quindi pratica nello stesso momento in cui molti dei nuovi programmi Interreg per il 21-27 stavano scrivendo il testo del loro programma, hanno organizzato, dicevo, dei laboratori proprio sulla macrostrategia e sulla individuazione delle modalità più adeguate per questi programmi per la sua messa in pratica. Li hanno chiamati appunto laboratori, hanno visto la partecipazione delle autorità di gestione e dei componenti della strategia, che sapete è divisa in 4 pilastri, e ognuno di questi pilastri è gestito da un gruppo tematico di riferimento internazionale, cioè nel gruppo tematico ci sono rappresentanti di tutti gli 8 paesi che compongono appunto adesso 9 l'area di EUSAIR. Quindi laboratori in cui c'è stato un dibattito molto proficuo appunto per individuare in concreto come rendere operativa questa strategia, che è considerata
molte volte, come dire, solo un insieme di auspici teorici che riguardano lo sviluppo dell'area e che non riescono ad arrivare troppo, come si dice, top, che non riescono ad arrivare ai territori. Il fatto di poter riunire in questi laboratori anche le autorità di gestione, che sono quelle che gestiscono i fondi, molto banalmente, dei programmi, ha consentito una congiunzione felice della teoria con la pratica. Vediamo se riesco. O se ho bisogno dell'aiuto della regia. Se abbiamo anche un supporto slide che possiamo far partire. Perfetto. Allora, questo è ovviamente il programma Italia-Croazia, quindi l'approccio transfrontaliero alla macrostrategia, e come vi dicevo in questi laboratori siamo riusciti a riflettere, quando scrivevamo il nostro programma, alla possibile correlazione fra gli obiettivi specifici che ci dava il regolamento Interreg. Dovevamo sceglierne soltanto un numero limitato, e quali erano gli obiettivi dell'action plan della strategia diviso per ciascun pilastro. Quindi alla fine tutto il programma, pur essendo transfrontaliero e quindi avendo un'area di riferimento molto più piccola dell'area geografica della strategia, è ispirato all'action plan della strategia. E in questo parallelismo che ho messo nella slide c'è proprio un riferimento quasi puntuale di ciascuna priorità con ciascun pilastro. In particolare, ecco, attiro la vostra attenzione sul fatto che per il pilastro 2, quello dedicato ai trasporti, in verità il nostro programma fa riferimento solo alla sezione appunto trasporti e non a quella energia. E l'ultima priorità, che è una novità del 21-27 ed è dedicata in particolare alla better governance degli Interreg, non poteva essere nella macrostrategia, quindi non c'è una correlazione diretta, ma negli altri casi è veramente, diciamo, la strategia è veramente il canovaccio, il framework del nostro programma. L'approccio dal punto di vista molto concreto e quindi anche della fase di implementazione del programma è a due livelli, cioè riguarda sia i progetti standard e quindi quei progetti per i quali c'è un approccio alla progettualità bottom-up, sono realizzati attraverso dei bandi appunto aperti e su quasi tutte le priorità, dico così perché ne abbiamo appena chiuso uno il 22 di marzo che ritagliava alcuni obiettivi specifici, ma col prossimo bando invece ci rivolgeremo all'intera gamma degli obiettivi specifici. E come innesta la macrostrategia anche nei bandi aperti appunto ai progetti standard, inserendo uno specifico criterio di valutazione che si applica nella fase di valutazione della qualità del progetto, proprio teso alla verifica della coerenza degli obiettivi progettuali con
la coerenza dei topic di ciascun pilastro, oppure anche con i flagship che la strategia in questi ultimi 2 anni, attraverso il lavoro dei Thematic Steering Group, ha individuato come progetti appunto più rispondenti alle finalità della strategia, per l'appunto flagship project. Il secondo approccio del programma alla concretizzazione della strategia è sui progetti strategici, li chiamiamo brevemente. I regolamenti comunitari li chiamano in verità, li avrete già sentiti chiamare così, operazioni di rilevanza strategica, la sigla è OSI, e i progetti strategici sono invece ancora da far partire, anzi c'è un processo di generazione di questi progetti che vorremmo non fosse bottom up, ma uscisse da lavoro di uno specifico gruppo di lavoro transfrontaliero italiano e croato, ma insomma questi saranno più specificatamente dedicati ai flagship e quindi nel nostro intento ancor più collegati appunto alla strategia e ancor più vocati a metterla in pratica. Grazie. E approfittiamo del collegamento di Lodovico. Buongiorno Lodovico. Ci sei, ci senti? Dovresti riuscire a intervenire. E approfitterei quindi della tua presenza per chiederti se da parte dell'autorità di gestione del programma Interreg IPA Adrian vuoi complementare l'intervento della dottoressa Zuccon e poi entrare anche nel merito del programma Interreg IPA Adrian, descrivendo il suo valore aggiunto in rapporto chiaramente all'attuazione della strategia macroregionale USAIR. Forse però ci vuole ancora qualche minuto perché riesca a collegarsi. Sono collegato e ti sento. Perfetto, benissimo. Mi sentite? Ora ti sentiamo, cerchiamo di Perfetto, alzare il volume ok. per la sala, però ti sentiamo benissimo, sì. Ok, perfetto, vediamo no, anche, perché io ottimo. ho sentito. Mi sentite? No, perché io ho sentito tutto l'intervento di Flavia, molto interessante, e diciamo così, diciamo, il suo spiegare e raccontare come un programma transfrontaliero che lei ha definito piccolo. Io devo dire che invece è un programma grosso e importante per l'area e quindi credo che sia, diciamo, di fondamentale importanza. Devo dire che come programma Adrian noi siamo in una situazione leggermente diversa rispetto ai vari trasfrontalieri. Perché? Perché noi di fatto abbiamo l'obbligo di assistere la strategia, l'obbligo sostanziale e sostanziato. Di fatto noi con l'obiettivo specifico Interreg noi finanziamo di fatto l'assistenza tecnica, chiamatela così, in realtà è, diciamo, l'aiuto, il supporto che viene dato alla strategia macroregionale. Questo l'abbiamo fatto sia nella programmazione 2014-2020, finanziando con un progetto strategico dedicato ad EUSAIR, EUSAIR Facility Point. Credo che Natalino Barbizzi lo conosca piuttosto bene, visto e considerato che la Regione Marche è il partner italiano di questo progetto, che ha di fatto dato e garantito l'assistenza ai lavori dei vari Thematic Steering Group. Dopodiché, per questa programmazione, la 21-27, noi, ripeto, all'interno dell'obiettivo specifico 1, stiamo aspettando, e so che ci sarà una riunione domani tra i lead partner che mi auspico che finalmente arrivino a una conclusione, diciamo, positiva.
Questa assistenza tecnica verrà garantita attraverso tre progetti strategici già assegnati all'interno del programma Interreg, quindi esplicitamente previsti, per un ammontare complessivo nell'ISO One di 11 milioni di euro, per garantire il proseguo di questa assistenza tecnica. Quindi di fatto noi garantiamo risorse per assistenza tecnica, però facciamo ben altro, nel senso che di fatto abbiamo, diciamo così, nel 14-20 avevamo la maggior parte dell'intera attività e degli obiettivi e degli assi che noi abbiamo messo e delle azioni specifiche che noi abbiamo messo a bando, abbiamo di fatto seguito lo sviluppo della strategia, quindi di bando in bando abbiamo, diciamo così, accettato e dato valore aggiunto ai progetti che maggiormente seguivano la strategia. Per la messa a punto del programma 21-27, tutti i vari obiettivi, diciamo i flagship che sono stati messi a punto, erano stati messi a punto nel lavoro dei Thematic Steering Group, sono stati presi come guida, come stella polare che ci ha guidato nella redazione dell'intero programma operativo IPA Adrian. Quindi questo è, quindi di fatto possiamo dire che stiamo seguendo in maniera molto corretta e coerente le indicazioni della strategia. Peraltro noi stiamo cercando di fare un ulteriore sforzo di aiuto alla strategia, che è quella di connetterci, prendere contatto e rapportarci con altre direzioni generali della Commissione europea, in particolare con la Direzione Generale Ricerca, sezione Horizon, e con l'ambiente, sezione Life, e con altre parti, ecco, sempre per la DG Research, con la Mission Ocean, così come la Mission City. Per far che cosa? Per cercare di trovare delle sinergie con anche altre fonti di finanziamento europeo, opportunità di finanziamento europeo. Nell'ottica di questa strategia noi abbiamo lanciato l'ultimo bando della programmazione 14-20, il quinto bando di Adrian, sulla tematica condivisa e concordata con la DG Research relativa alla messa a punto di 4 master universitari, quindi dedicato alle università e agli istituti di ricerca, che erano fissati e portati e sono stati anche valutati dagli esperti della DG Research. Adesso stiamo aspettando i risultati di questi master in economia circolare, in social innovation, rispetto a energia e trasporti, per diciamo così, per verificare questa diciamo la qualità dei prodotti e dei master realizzati, e abbiamo riservato alcuni fondi dell'obiettivo politico 1 eventualmente per finanziarne il primo anno di realizzazione. Questo nell'ottica anche del dibattito che si sta svolgendo ora all'interno di EUSAIR, di revisione dell'action plan, e per centrare quello che è l'obiettivo di diciamo youth, giovani. Noi abbiamo pensato nel fare questo che il modo migliore fosse quello di coinvolgere le menti giovani all'interno di master comuni sui temi di rilevanza essenziale, e questo per permettere la non dispersione dei cervelli al di fuori di quest'area, ma anzi al concentrarsi internamente. Ripeto, questo l'abbiamo fatto in collaborazione con la DG Research, proprio per
allargare l'ambito, e con loro siamo rimasti, abbiamo concordato che per i prossimi bandi che loro lanceranno, bandi Horizon dedicati espressamente ai Western Balkan, tenessero in riferimento i network che noi stiamo creando e abbiamo creato con questo bando. Stesso discorso abbiamo intrapreso con Mission Ocean e stiamo iniziando con Mission Cities, sempre per guardare a questo. Stiamo prendendo contatti e abbiamo, diciamo così, stiamo portando avanti delle operazioni relativamente anche all'iniziativa urbana europea, sempre all'interno della DG Regio e quindi anche con Urbact, per verificare la possibilità di, diciamo, fungere tra le varie cose, non solo attraverso i nostri bandi, ma con le reti di relazioni che abbiamo all'interno dell'intera area della strategia, come elemento sinergico, elemento, diciamo così, come motore facilitatore dei processi diciamo, di comprensione e di facilitazione del processo. Ultima cosa che voglio dire è che noi da questa programmazione siamo diventati in tutto e per tutto un programma IPA. Perché? Perché la maggior parte delle risorse viene da quella fonte di finanziamento, e quindi una particolare attenzione che noi stiamo ponendo è che la Commissione ci richiede espressamente, è quella del massimo coinvolgimento dei paesi non ancora Unione Europea. Questo si aggiunge e rafforza, se vogliamo, l'ambito di azione rispetto alla strategia macroregionale. Più o meno questo è quello che volevo, non so se diciamo così ho risposto interamente o parzialmente a quella che era la domanda che mi formulavi. Ecco. Certamente, grazie Lodovico e grazie anche a Flavia. Abbiamo visto prima con Flavia l'importanza del coordinamento tra i programmi che contribuiscono congiuntamente all'attuazione della macrostrategia USAIR, e abbiamo visto poi un collegamento puntuale all'interno del programma Interreg Italia-Croazia in ogni singolo obiettivo specifico, con i contenuti dei pilastri della macrostrategia e fino ad arrivare poi alla ricaduta concreta, ossia al vero e proprio criterio di valutazione dei progetti, che va a valutare e ad individuare l'impatto e il contributo del singolo progetto per l'attuazione della strategia. Invece poi con Lodovico abbiamo visto come il programma Interreg IPA Adrian sia obiettivamente ancora di più nel 21-27 il programma della strategia, come abbia quindi un ruolo chiave nell'attuazione della strategia, arrivando anche a finanziare certamente l'assistenza tecnica con questa novità e questo triplice progetto di assistenza tecnica nel 21-27. Importantissimo certamente il coordinamento con altri fondi e con la Commissione. Gli Interreg già nel 14-20 hanno avviato questo lavoro di sinergia con le DG settoriali della Commissione europea, in particolare con la DG ricerca, cosa che fu fatta anche dal programma Interreg Central Europe, con un bando sperimentale finalizzato proprio a rafforzare il coordinamento e a portare i risultati della ricerca nel mondo Interreg. E importantissime certamente anche le sinergie con le mission e questa attenzione particolare al mondo universitario della ricerca, che ha portato in chiusura, come ricordava Lodovico, della programmazione 14-20 a dedicare un bando proprio a questo, e che poi insomma vedrà una continuazione, come abbiamo sentito, nel 21-27. Io ti chiederei, Lodovico, se a livello di programma certamente avete fatto un ragionamento sul contributo dei vari progetti nel 14-20 ai 4 pilastri di EUSAIR, se ci sono delle informazioni che vuoi condividere con dei riferimenti puntuali alla progettazione approvata nel 14-20 in relazione certamente al contributo all'EUSAIR. Rispetto al contributo puntuale dei progetti, no, perché lo lascerei più ai ragazzi del segretariato. Adesso non mi ricordo chi ci sia lì presente in sala per magari specificare meglio
questi punti. La cosa fondamentale che noi abbiamo portato avanti e che credo che possa essere utile, abbiamo creato dei cluster di progetti sulle varie tematiche diciamo relative alla realizzazione della strategia e di fatto abbiamo promosso all'interno di questi cluster diciamo, la discussione e la disseminazione e diciamo, chiamiamolo da un lato cross fertilization, dall'altro potremmo chiamare uno scambio di opinioni piuttosto diciamo così, concrete e operative relative diciamo così, relative alla condivisione dei risultati dei vari progetti. Qui a me preme sottolineare più che altro il metodo con cui si sta cercando di operare. Il metodo è partire diciamo così, da risultati ottenuti, ma diciamo così, rapportarli e rafforzarli con il dialogo con altri progetti all'interno di Adrion, ma anche con progetti realizzati sulle stesse tematiche al di fuori di Adrion, intendo con altri programmi transnazionali, Euromed invece che Danubio specificatamente o Central Europe, ma anche con i programmi trasfrontalieri. A questo proposito, sulle tematiche, diciamo così, della mobilità sostenibile, ci sono diversi esempi piuttosto interessanti di realizzazioni, così come ci sono interessanti realizzazioni relative per esempio a una serie di progetti per noi ritenuti strategici, quali quello della diciamo, messa a punto di sistemi comuni tra le varie capitanerie di porto dell'area adriatico-ionica, soprattutto dell'area adriatica, relative al monitoraggio degli inquinanti derivanti degli inquinanti marittimi e quindi il poter localizzare in una maniera congiunta ed intervenire in maniera congiunta nel caso per esempio di fuoriuscite di greggio da cisterne o quant'altro. Quindi questi sono dei temi che a noi hanno diciamo dato piuttosto soddisfazione ed interesse nello sviluppo complessivo. Che dire anche nel campo ambientale, ripeto, a parte la mobilità sostenibile e diverse tipologie di utilizzo, per esempio, di mezzi congiunti, diciamo così, per aiutare da un lato il turismo, ma anche diciamo così, i residenti, per esempio con con l'emissione di biglietti congiunti tra i diversi mezzi di trasporto, sempre riguardo alla possibilità di raggiungere luoghi diciamo dell'area. Su tutta la costa, per esempio romagnola, è possibile acquistare biglietti comuni per diverse tipologie di mobilità e fare questo anche legandoli invece alla possibilità di entrare in musei e avere altre forme di facilitazione all'interno dell'area. L'utilizzo dei big data, per esempio, per fare analisi turistiche e altro. Qui mi vengono alcuni spunti. Ripeto, a me interessa però e preme sottolineare la creazione di cluster tra progetti e tra progetti che devono essere aperti anche a progettualità esterne.
non è un caso, e noi nella nostra analisi dei partenariati abbiamo visto che molti partner sono coinvolti in progetti su tematiche ovviamente simili, visto che l'interesse dei partner mediamente è di un determinato tipo, sono coinvolti in progetti anche in altre aree, e quindi il far convergere in un unico, in alcuni cluster di discussione legati strettamente ai pilastri, peraltro, di EUSAIR, ci ha reso piuttosto, ci ha permesso di focalizzare meglio alcuni tipi di argomenti. Ecco. Grazie Lodovico per questo approfondimento, e parlando proprio di progetti e di tempistiche, forse potremmo parlare già, presentare una timeline dei prossimi bandi con un riferimento anche al nuovo approccio dei programmi e progetti strategici, anche se qualche informazione è stata già condivisa. Come sapete, rispetto al passato, i nuovi programmi Interreg contengono un allegato, l'allegato 3, che descrive l'approccio dei programmi nei confronti delle operazioni, chiamiamole di rilevanza strategica, e ciascun programma Interreg ha lavorato per definire un proprio approccio. Chi ha definito già dei progetti, chi ha istituito, come abbiamo sentito poco fa con Flavia, dei gruppi tecnici di lavoro per arrivare a definirli. Ecco, sui prossimi bandi possiamo dire qualcosa. Prego Flavia. Possiamo rimettere le slide? Ecco, benissimo, grazie. Perfetto, grazie mille. Allora, questo è solo un modo per ricordare di nuovo come il programma Italia-Croazia, quindi un transfrontaliero marittimo, riprendendo i discorsi della prima suggestione, Rita, ha enucleato il tema delle operazioni di rilevanza strategica, gli OSI appunto come sigla, con un più diretto collegamento ai flagship project di EUSAIR. E come dicevi appunto, in questa programmazione 21-27, insieme al documento di programmazione, si poteva inviare alla Commissione europea già una lista di questi OSI, e andava tecnicamente allegata in un allegato 3 al programma stesso. Che cosa abbiamo fatto su Italia-Croazia? Non già una lista con il titolo dei progetti o con l'identificazione del tipo di beneficiario. Era possibile, ma la scelta è stata invece diversa. È stata quella di appunto crescere nell'identificazione e la generazione di questi progetti, chiamiamoli brevemente strategici o brevemente con la loro sigla OSI, crescere nell'identificarli in un gruppo di lavoro, la cui prima riunione sarà alla metà del mese di maggio. E quindi nell'allegato 3 ci sono dei paletti, delle linee guida su come identificarli. Sono differenziati fra il riferimento alla priorità 1, che è quella sulla ricerca e innovazione dal punto di vista della collaborazione fra le imprese, quindi di nuovo collaborazione transfrontaliera e collaborazione con i centri di eccellenza e i centri della ricerca, ed anche con un approccio al rafforzamento delle skill delle imprese, sempre legate alla Blue Growth. Quindi anche per il pilastro 1 c'è un riferimento anche per la priorità 1 c'è un riferimento alla macrostrategia nel pilastro 1, che è appunto quello che si esercita nei domini che sappiamo molto ampi della Blue Economy. Per gli altri pilastri, per il 2, per il 3 e per il 4, c'è invece un diretto riferimento, proprio appunto citato nell'allegato 3 al programma,
ai flagship che ciascuno dei pilastri ha identificato nel lavoro, dicevamo all'inizio, dei Thematic Steering Group. Quindi, ancora una volta, i progetti strategici nel 21-27 saranno proprio quelli che metteranno in pratica i flagship della strategia. Ci vogliamo arrivare attraverso un bando, poi vedremo più ampiamente la timeline di tutti quelli previsti per la programmazione 21-27. Un bando, dicevo, per gli OSI specifico da far uscire entro il 2023, e i contenuti del bando saranno il risultato del lavoro di questo gruppo di lavoro, scusate il bisticcio di parole, che è composto da rappresentanti dei ministeri croati e delle regioni italiane che in qualche modo esprimono una specializzazione nei flagship che dovranno trattare. Quindi il gruppo è molto consistente, ma l'idea è quella di fare delle riunioni più concentrate, quindi con un numero più limitato di rappresentanti, legati al singolo flagship / obiettivo specifico del programma di cooperazione. Quindi gli OSI, ecco, in qualche modo vanno sempre letti con questa intersezione fra quello che è il flagship e l'obiettivo specifico di riferimento all'interno del programma. Sì. Vogliamo anticipare anche qualcosa sui prossimi bandi e sulla timeline della programmazione Italia-Croazia. Grazie. Ok. Spero che si veda, sì, ecco. Allora, un primo, forse sapete che da regolamento viene chiesto, e si può però aggiornare ogni 4 mesi, viene chiesto alle autorità di gestione di programmare per l'intero periodo di programmazione. Quindi abbiamo dovuto, questa è la nostra proposta aggiornata a marzo 2023, abbiamo dovuto già proporre tutto il set di bandi fino alla chiusura del programma. Il primo è già stato lanciato e concluso, è un bando ma diviso in due settori. Intendo dire che era una parte rivolta agli small project, quindi progetti di più limitata dimensione finanziaria, e si è chiuso il 28 di febbraio. E un'altra sezione era invece dedicata agli standard project, quindi progetti che erano sia dal punto di vista finanziario ma anche degli obiettivi e della dimensione del partenariato più ampi che non gli small, che peraltro sono una innovazione di questa programmazione 21-27. E questa seconda sessione si è chiusa il 22 di marzo, quindi in questo momento è ancora in corso la valutazione. Sono arrivati, approfitto della sponsorizzazione, sono arrivate 161 proposte progettuali, quindi il lavoro di assessment si è rivelato abbastanza impegnativo. E come vi dicevo prima, fra small e standard ci sono state delle differenze sul tipo di obiettivo specifico che era messo appunto a bando. Per gli standard non tutti gli obiettivi specifici erano a disposizione, lo saranno nel prossimo bando, sempre per i progetti standard. È significativo anche il volume del budget messo appunto a disposizione di questo primo bando, quindi i 161 progetti, insomma, sono sicuramente motivati anche dall'ampia disponibilità finanziaria. E contiamo, ecco, di avere la graduatoria per fine anno. Quindi la fine del 2023, come si vede da questa timeline,
l'abbiamo messo fra il secondo semestre del 2023 e il primo semestre del 2024, vedrà anche l'uscita del bando per gli OSI. E in questo caso gli obiettivi, le operazioni di rilevanza strategica riguarderanno tutte le priorità eccetto la quinta, che è quella dedicata al specifico obiettivo di better governance, perché come dicevamo prima sono OSI legati ai flagship, ai pilastri, e i pilastri della strategia banalmente sono 4. Quindi anche gli OSI si esercitano in questi quattro priorità e i rispettivi obiettivi specifici. Il budget in questa programmazione di marzo è di 22 milioni di euro. Stiamo parlando in termini di disponibilità del fondo europeo, quindi di FESR. In verità abbiamo una novità, spero di avere una novità a breve, entro questo mese. Con una nuova decisione comunitaria ci sono altri 5 milioni di euro destinati al programma, che abbiamo pensato di, insieme al Monitoring Committee, al Comitato di Sorveglianza di Italia-Croazia, di utilizzare per ampliare il budget degli OSI. Quindi appunto qui sono 22 i milioni di euro FESR a disposizione, contiamo di averne invece 27. Usciamo, ecco, il lancio alla fine di quest'anno, perché devo dire il lavoro è veramente sugli standard e sulla loro valutazione impegnativo. Nel primo semestre del 2024 vorremmo almeno avere chiamiamola graduatoria degli OSI. Il bando che abbiamo in mente è un bando targetizzato, ecco, non un bando aperto, e quindi con un approccio più guidato alla generazione dei progetti strategici o dei progetti OSI. Via via, come vedete, arriviamo fino al fine della programmazione, dove abbiamo immaginato, come già è successo nel 14-20, di riuscire a recuperare l'argent de poche per completare l'allocazione di tutte le risorse finanziarie che in questo programma sono davvero rilevanti, pur essendo un transfrontaliero. Viaggiamo su circa 200 milioni di euro FESR e cofinanziamenti nazionali italiano e croato. Grazie Flavia, quindi abbiamo sentito che c'è stato un grosso lavoro di programmazione sia sul versante delle operazioni di rilevanza strategica, sia sul versante certamente dei bandi standard e small, con questa novità della nuova programmazione. Quindi direi un in bocca al lupo ai progetti che sono attualmente in valutazione, ai candidati e anche, mi viene da dire, ai valutatori per l'intenso lavoro e le responsabilità che portano con sé. Confidiamo anche che quindi ci sia una dotazione finanziaria aumentata, nuova, per le operazioni di rilevanza strategica. Su questo fronte passerei poi la parola a Lodovico per capire invece, per avere delle anticipazioni sulla timeline di Interreg IPA-Hadrian. No, non ti sentiamo. No. Ah, tocca a noi? Adesso ti accendiamo. Non ti abbiamo ancora attivato, adesso scusaci, cerchiamo di recuperare. Mi avete attivato? Perfetto, ti sentiamo, grazie. Wow,
No, niente, perché col linguaggio dei segni non me la cavo Un po' benissimo e quindi difficile, sì. potevo non essere compreso, sì, in effetti. Dunque, allora, beh, prima di tutto, visto che siete riuniti per diciamo così, per l'evento italiano di lancio del primo bando Adrion, sono lieto di comunicare che il primo bando Adrion è stato aperto. Per tutti i dettagli rispetto a questo bando lascio ai colleghi del JS spiegare un attimino meglio del dettaglio tutte le tecnicalità. Io mi limito semplicemente a dire che appunto essendo da un lato d'obbligo ma del lato anche piuttosto utile per noi credo che sia uno strumento indispensabile alla programmazione dei programmi CTE, alla programmazione e alla gestione dei programmi CTE, il fare un calendario dei prossimi bandi. Bene, svolto questo bando, che peraltro drena più del 50% delle risorse, circa il 50% delle risorse dell'intero programma, eh, noi prevediamo di avere un secondo bando nel 2024 e un terzo, diciamo così, alla fine del 25 più o meno. Queste sono, diciamo così, l'idea ad oggi, poi chiaramente andrà rivista e riperfezionata anche a seconda di come saranno i risultati da un lato della spesa diciamo così, dei risultati di questo bando e anche i risultati diciamo così, di monitoraggio dell'andamento dei primi, del primo, di questo primo bando e del secondo bando. Cosa voglio dire? Voglio dire che di fatto, anche per l'esperienza pregressa, noi ci attendiamo diciamo così, degli underspenditure, delle non spese, per cui riteniamo che sia utile e indispensabile prevedere, ma col massima elasticità, e questo lo vedremo nel corso dello svolgimento del programma, eventuali bandi più mirati o più specifici nel corso della vita del programma stesso. Questo bando, ma appunto non entro nei dettagli, salvo per dire che non è aperto a tutti gli obiettivi specifici, ha di fatto diciamo delle regole piuttosto stringenti rispetto al partenariato e e tutto questo deriva da due cose, soprattutto le regole sul partenariato, dove noi abbiamo previsto l'obbligo di coinvolgere almeno partner di 3 paesi non UE e di 3 paesi UE per avere, diciamo così, una dimensione spaziale molto vasta, quindi su 10 paesi almeno il coinvolgimento di 6. Il fatto di limitare a 2 partner per nazione significa non sbilanciare diciamo, il coinvolgimento a partner UE, ma avere il massimo del coinvolgimento dei partner dei paesi IPA, non ancora Unione Europea. Questo anche perché noi abbiamo degli obblighi di raggiungere, pur non avendo 2 fondi separati, ma è stato creato un unico fondo Interreg, però diciamo così, siamo altamente attenzionati dalla Commissione europea che verificherà qual è il livello di coinvolgimento degli stati e dei paesi non ancora Unione Europea. Altra particolarità che abbiamo è che i paesi non ancora Unione Europea possono esprimere dei capofila. Quindi tutto questo è per aumentarne la consapevolezza e la partecipazione. Salvo questo e ripetendo anche, riflettendo sul fatto della tempistica, noi, ma questo purtroppo lo impareremo solo vivendo, nel senso che verificheremo al 30 di giugno, quando scadrà questo bando, qual è il reale numero di
partecipanti. Noi prevediamo e abbiamo l'intenzione di chiudere le procedure di valutazione, quindi di creazione della ranking list da proporre al comitato di sorveglianza entro la fine di gennaio del prossimo anno, per partire al più tardi a marzo del 2024 con le attività dei vari progetti. Questo per permettere di avere tempo per valutare l'andamento dei progetti stessi. Storia differente, quella relativa ai 3 progetti strategici di supporto alla strategia USAIR, che noi vorremmo, chiediamo, auspichiamo che ci siano presentati entro giugno per controllarne la qualità tecnica e semmai per suggerire dei miglioramenti, ma semplicemente dal lato tecnico, non degli obiettivi o delle diciamo azioni da svolgere che sono invece state già predefinite e concertate con il Governing Board di USAIR. E abbiamo l'intenzione come autorità di gestione e auspichiamo di poter firmare i contratti su questi 3 progetti entro il 31 d'agosto di quest'anno, onde permettere l'inizio delle attività al 1° di settembre del 2023. Se questo non succederà ci saranno dei grossi problemi, perché l'attività del Facility Point termina il 31 agosto di quest'anno. Per non avere buchi, ma qui confidiamo nei lead partner dei 3 progetti che trovino un accordo e che ci presentino alla fine questi strumenti di supporto alla strategia. Grazie Lodovico per le anticipazioni e anche poi per aver sottolineato nuovamente il ruolo di ponte del programma Interreg IPA Adrian con i paesi in preadesione e chiaramente l'attenzione particolare della Commissione su questo aspetto e sull'obiettivo del programma Interreg IPA Adrian, che tra gli altri è anche quello di rafforzare e sostenere il processo di allargamento. Io chiuderei questa tavola rotonda facendo una riflessione su un obiettivo specifico in particolare, che è l'obiettivo specifico 2.7, che è l'obiettivo FESR dedicato alla conservazione e alla tutela della biodiversità, che è uno degli obiettivi specifici diciamo trasversali ai programmi di cooperazione con questa caratterizzazione marittima e quindi vi chiederei di capire come verrà declinato nelle vostre rispettive aree di cooperazione, Interreg Italia-Croazia, Interreg IPA Adrian, e approfitterei anche per agganciarmi alle risposte che avete appena dato sull'approccio agli strategici da parte dei programmi, per richiamare invece l'approccio del programma Interreg Italia-Slovenia, che oggi non abbiamo potuto avere con noi, in merito alle operazioni di rilevanza strategica. L'Italia-Slovenia è stato uno dei pochi, se non l'unico, a declinare già 3 progetti di questa tipologia all'interno dell'IP, all'interno del programma Interreg. Sono 3 progetti che sono stati sviluppati con un approccio assolutamente top-down, in fase di preparazione del programma e con un intenso lavoro di un organismo dedicato alla programmazione, quindi una task force composta da membri delle delegazioni italiane e slovene. Sono stati quindi definiti 3 progetti, Hydron Cycle Tour, Poseidone e Crascarso 2, che hanno una rilevanza strategica e hanno un partenariato strategico, una dotazione finanziaria di circa 3 milioni e mezzo di euro FESR e che trovate elencati e descritti all'interno dell'IP, nell'allegato 3, ma anche nel sito di programma. In particolare vorrei ricordare che proprio nell'obiettivo specifico 2.7 è stato approvato il progetto Poseidone a guida veneta, capofilato dal Vega, il GAL del Veneto orientale, e Poseidone è dedicato alla promozione dello sviluppo sostenibile del territorio su scala transfrontaliera e in particolare alla protezione dell'ambiente naturale, alla tutela della biodiversità e all'attuazione anche delle cosiddette infrastrutture verdi e blu, contribuendo indirettamente allo sviluppo del turismo lento e sostenibile e andando anche a capitalizzare i risultati di diverse progettualità del mondo Interreg.
Vorrei sottolineare che in fase di programmazione il lavoro della task force è stato monitorato attentamente dalla Commissione europea e in particolare la DG Ambiente, e come sapete in questa fase ci sono delle consultazioni interservizio all'interno della DG Regio e delle varie DG settoriali della Commissione, per cui la DG Ambiente ha attenzionato proprio il progetto Poseidone e quindi ne seguirà con particolare interesse l'attuazione e lo consideriamo certamente un successo per il programma e per la Regione del Veneto, che con un proprio partner ne è capofila. E proprio sull'obiettivo 2.7 vi inviterei a condividere l'approccio dei vostri programmi. Prego Flavia. Grazie. Ritorniamo alle slide. Abbiamo un filo diretto con la regia, quindi eccola. Sì, intanto a commento. Intanto è un successone avere un progetto che parli del mare in Italia e Slovenia, perché è un programma che ha un prevalente approccio terrestre, quindi complimenti per questa programmazione 21-27 che invece riesce a dialogare anche sul mare. È importante per la nostra regione perché l'area eligibile è appunto la provincia di Venezia, quindi un'area decisamente con mare e coste da valorizzare, ecco. E per quanto riguarda Italia-Croazia, allora è chiaro che il Green Deal in tutti i programmi europei Interreg è stato declinato e attenzionato anche in fase di scrittura, e in particolare da parte della DG Ambiente sono arrivate le osservazioni dopo che avevamo costruito la prima bozza, e in particolare proprio l'obiettivo specifico che i regolamenti appellano 2.7 e che invece nel nostro programma è l'obiettivo specifico della priorità 2, numero 2, quindi obiettivo specifico 2.2, giusto per complicare un po' la situazione. Comunque i contenuti, anche se il numero è diverso, sono quelli dell'obiettivo specifico 2.7, quindi la biodiversità e tutte azioni di protezione dell'habitat naturale, con una particolare inclinazione sull'habitat marittimo, quindi la difesa anche, vorrei dire, delle risorse alieutiche, e quindi con un approccio, come si dice, cross-cutting a tutti gli obiettivi specifici del programma, finanche all'obiettivo sull'innovazione, la ricerca e innovazione, che è nella priorità 1, attraverso per esempio progetti di innovazione che tutelino la qualità delle acque marittime, per esempio nell'uso dei carburanti green per i natanti, piuttosto che le risorse alieutiche, e quindi la pesca svolta in maniera sostenibile, sia dal punto di vista della dimensione del pescato che dal punto di vista degli strumenti che si utilizzano, reti non impattanti dal punto di vista dell'inquinamento appunto marino. Biodiversità che si declina attraverso la valorizzazione dei siti sia Natura 2000 che delle risorse marine, come si dice, governate da aree protette, e quindi con anche strumentazione di tipo di governance nella cooperazione fra appunto le due coste adriatiche, italiana e croata, nel condividere i piani di gestione delle aree protette o la valorizzazione appunto dei siti Natura 2000.
Nella slide abbiamo messo in evidenza quelle che sono nella parte alta della slide le possibili azioni, nella seconda parte in basso invece quelli che sono i needs e le problematiche dalle quali siamo partiti appunto per individuare invece le azioni possibili. Un altro elemento che è sempre da tenere in considerazione quando si immagina di presentare della progettualità in qualsiasi progetto, ma in particolare per l'obiettivo specifico 2.2 del programma, sono i risultati attesi del progetto, e quindi per questo specifico obiettivo sulla biodiversità i risultati attesi sono concentrati su sistemi di monitoraggio e di ancora indagine ed analisi degli habitat naturali, in particolare dell'impatto delle risorse umane, delle attività umane che non possono essere eliminate ma che vanno ovviamente gestite. L'aumento della consapevolezza delle popolazioni rispetto appunto alle pericolosità sia degli eventi naturali ma anche delle azioni umane appunto nell'ambiente delicato che condividiamo con la Croazia. Ed infine la riduzione dell'inquinamento in aree critiche speciali, e qui ci riferiamo in particolare alle aree marine protette, e c'è un grosso lavoro appunto anche di collaborazione con il Ministero dell'Ambiente, i rispettivi Ministeri dell'Ambiente, perché appunto ci sarebbe l'ambizione di arrivare a alla gestione di aree marittime protette transfrontaliere. Questa è banalmente la struttura che gestisce il programma, quindi l'autorità di gestione con il segretariato, ma entrambi a Venezia. Mi piaceva di nuovo fare una sponsorizzazione del programma nel senso di evidenziare che sono condivise anche le risorse umane. Un pezzo del segretariato è a Zara, la chiamiamo appunto l'antenna del JS. Se ho risposto, Rita, io avrei finito qui, se no Certo. altre domande siamo Assolutamente disponibili. sì, e passerei la parola quindi a Lodovico per un'integrazione su questo punto, quindi sul contributo del programma Interreg e Padron all'obiettivo 2.7. Ok, diciamo così che come contributo poi cioè, riservo nella spiegazione complessiva sempre del segretariato, visto che l'Info Day è di Adrian e gente più precisa di me vi darà un quadro. La cosa che voglio sottolineare io è chiaramente, così come tutti i programmi Interreg, la dominante e la valorizzazione dell'obiettivo politico 2 in termini generali, ma il 2.7 in particolare è di rilievo anche per noi. Particolarità sostanziale, noi pur avendo il nome di due mari siamo un programma che ha la maggior parte dei territori che sono terrestri. Questo lo dico per chiarire un punto fondamentale. Tenete conto che, visto che c'è la necessità di coinvolgere partner di almeno 3 nazioni non ancora Unione Europea, vi sottolineo il fatto che Serbia, Nord Macedonia e per la grandissima parte Bosnia e Erzegovina non hanno il mare. Questo significa che bisogna cercare di trovare quei temi che colleghino anche dal punto di vista ambientale le problematiche della costa, ma con le problematiche relative alle aree interne.
Questo per avere dei progetti bilanciati e che coinvolgano veramente l'intero territorio. Questo credo che sia necessario chiarire ed avere come riferimento per evitare peraltro di sovrapporsi con altri programmi più prettamente marittimi che come noi però approcciano a livello transnazionale il problema del Mediterraneo. Mi riferisco prettamente a Euromed. Quindi verificare che cosa sviluppare esattamente nella nostra area mi sembra che sia di rilevante importanza e diciamo così altro punto che voglio sottolineare, che ritengo che sia importante, è che noi peraltro gradiamo assai che vengano proposte degli sviluppi anche di progettualità diciamo, si sono già sviluppate, portate avanti o in altri programmi CTE o anche in altri programmi a gestione diretta della Commissione, quindi avere i risultati e portarli in un'ottica transnazionale, citando chiaramente le fonti e le origini. Questa è un'altra particolarità che a me pare giusto sottolineare qui, riferita all'ambiente, ma in termini generali riferita a tutto il contesto del programma, perché è un altro valore aggiunto che noi diamo seguendo il filo logico che parte dalla capitalizzazione e quindi dai cluster che abbiamo creato per arrivare, e di cui ho parlato precedentemente, rispetto a quello che è lo sviluppo continuo della progettualità. Ultima cosa, mi ero scordato nell'intervento precedente di specificare che per noi i progetti di rilevanza strategica, lo davo per scontato, scusatemi, è perché ormai diciamo, è chiaro il nostro contributo a EUSAR, per noi sono i 3 progetti strategici di supporto a EUSAR che sono stati scritti all'interno del programma operativo, deliberati con un processo completamente top down, ma che devono essere diciamo come cardine per lo svolgimento dell'intero programma. Io con questo, se ho risposto anch'io alla domanda di Rita, sono qua. Certamente, grazie Ludovico. Abbiamo capito ancora una volta come la geografia di Interreg Padrion sia di fatto una sfida che mette insieme chiaramente la componente marittima del programma con invece delle aree interne, e quindi integrare questi aspetti e rispondere alle aspettative della Commissione in merito a ogni obiettivo specifico è obiettivamente un lavoro complesso in mano all'autorità di gestione e al segretariato congiunto. Colgo l'invito di riferirsi al segretariato congiunto per invitare i colleghi del segretariato a raggiungerci al tavolo dei relatori, ma prima chiaramente vorrei ringraziare per il contributo e gli spunti nati durante questa tavola rotonda sia Flavia Zuccon per l'autorità di gestione Interreg Italia Adrian e Interreg Italia Croazia, che Lodovico Gherardi per Interreg Padrion. I relatori resteranno con noi, quindi nel caso poi al momento delle domande ci dovessero essere delle richieste da parte vostra, potremo presentarle ai relatori. E a questo proposito vi segnalo che abbiamo attivato uno slido e quindi potete digitare il codice 38 18 114 e inviare delle domande già da ora, che poi insomma presenteremo alla fase di dibattito. Grazie ancora. Io vi saluto, scusate, e rilascio per le risposte alle domande i miei colleghi del segretariato. Vi saluto. Va benissimo, grazie Lodovico, grazie. Ecco, vedete adesso il codice QR che potete anche inquadrare per collegarvi a slide o inviare le vostre domande. E quindi saluto nuovamente il dottor Marco Zecchinato e la dottoressa Lucia Cagliari del segretariato congiunto, che come sapete è l'organismo tecnico che supporta l'autorità di gestione del programma Interreg Padrion. E anticipo che poi Lodovico ci ha dato uno spunto per una domanda sulla scalabilità dei progetti dal mondo dei transfrontalieri al mondo dei transnazionali, a cui magari con Natalino daremo risposta dopo questi interventi tecnici. Intanto attiviamo anche le presentazioni. Benissimo, quindi passo la parola a Lucia. Prego Lucia.
Buongiorno a tutti. Mi chiamo Lucia Cagliari, sono officer del JS del programma IPA Adrian e attualmente il programma Adrian, appunto il programma ha cambiato nome e questa è una delle novità che sono state introdotte nella nuova programmazione 21-27 che desidero introdurvi oltre ad alcuni elementi salienti che riguardano appunto questo primo bando del programma IPA Adrian. Allora, innanzitutto alcuni dati molto basici della call. Il bando è stato aperto il 4 aprile su IMS e la scadenza è prevista per il 30 giugno del 2023 alle ore 13, considerando l'orario italiano, per cui tutto il pacchetto relativo al bando, application form, IMS guidelines, declaration dei partner, declaration del lead partner, PDF dell'application form e tutti i dettagli, manuale con tutti i riferimenti e il testo del bando stesso sono disponibili sul nostro sito Adrian. Il sito Adrian della corrente programmazione ha una sezione dedicata al nuovo programma, quindi vi invito a verificare con attenzione tutta la documentazione. Tra l'altro è stato, si è realizzato lo scorso 19 aprile a Sarajevo l'evento di lancio del bando e tutte le presentazioni del segretariato che sono relative ad esempio anche ad alcuni aspetti che qui non introdurremo, come la comunicazione, ad esempio l'utilizzo di GEMS, il nuovo sistema appunto per la presentazione delle domande, e così come presentazioni tematiche relative ai diversi obiettivi specifici che sono inclusi in questo bando, sono appunto contenuti sempre sul nostro sito, quindi siete caldamente invitati a verificare tutte le informazioni. Il bando alloca 65,7 milioni di euro su un totale di dotazione finanziaria del programma complessiva che è di 136 milioni, quindi che nel primo bando vengono messi a disposizione il 48% delle risorse totali del programma IPAD Adrian. Il programma, adesso vi dirò nel dettaglio, si rivolge ad alcuni, ha un focus tematico, quindi che include azioni indicative che vengono definite come indicative, ma che comunque devono essere in qualche modo rispettate dalla tematica delle vostre proposte progettuali. Quindi per ogni obiettivo specifico che qui vedete ci sono un set appunto di indicative actions che non ho riportato nella mia presentazione perché altrimenti sarebbe diventata molto lunga e anche forse molto noiosa, ma vi consiglio di verificare nelle fiche incluse nel manuale di application manual. Ci sono fiche dedicate ad ogni obiettivo specifico e per ogni obiettivo specifico c'è l'indicazione del focus tematico e delle azioni indicative che devono essere oggetto delle vostre proposte progettuali. Cioè il bando quindi comprende gli obiettivi specifici di tutti e tre gli assi, quindi abbiamo un obiettivo specifico relativo all'innovazione, allo sviluppo delle capacità di innovazione dell'area che fa riferimento all'asse 1 dedicato appunto all'innovazione e per il quale la dotazione finanziaria del quale è di 16 milioni,7 di euro, che è il 46% del totale delle risorse a disposizione su questo asse per tutta l'intera programmazione 21-27. Per quanto riguarda l'asse 2 dedicato all'ambiente, vediamo messi a bando tutti e 4 gli obiettivi specifici per una dotazione totale di 42,25 milioni di euro, pari al 63% delle risorse totali. Come vedete c'è un'allocazione finanziaria per ogni obiettivo specifico.
Così, ad esempio, l'obiettivo specifico dedicato al cambiamento climatico e alla gestione e prevenzione dei disastri naturali causati dalle opere umane, diciamo, ha 14 milioni di euro a disposizione e 4 specifiche indicative action. L'obiettivo specifico dedicato all'economia circolare comprende solo 3 azioni indicative e per un totale di 5 milioni di euro. Il terzo obiettivo specifico dedicato alla conservazione e alla protezione dell'ambiente nell'area adriatico-ionico comprende un totale di 6 indicative actions per un complessivo valore di circa 14 milioni e mezzo, mentre l'ultimo obiettivo specifico che fa riferimento alla mobilità urbana sostenibile multimodale, che nel corrente programma era incluso nell'asse 3, invece in base ai nuovi regolamenti della Commissione europea è stato incluso nell'asse 2, ha complessivamente 8 milioni,72 di euro con tutte le indicative action a disposizione. L'asse 3, che è dedicato al trasporto sostenibile, mette a bando in questo bando corrente 6,71 milioni di euro, pari al 61% degli 11 milioni che sono a disposizione di tutta la programmazione, con 5 indicative action. Queste indicative actions sono concentrate sulla tematica dei porti sostenibili e sul trasporto marittimo. Tutto quello che non è incluso in termini di indicative action in questo bando, come ad esempio per quanto riguarda l'asse 1, le tematiche relative al turismo sostenibile, ad esempio, all'innovazione, la social innovation e alle tematiche legate alla salute, verranno messe a bando nel prossimo bando che, come ha detto Lodovico, verrà lanciato a metà del 2024. La definizione di queste specifiche, di questo focus tematico per questo bando è stata decisa dal Comitato di sorveglianza del programma per dare garantire una piena implementazione di quelli che sono i cosiddetti flagship della macrostrategia regionale EUSAIR, ovvero i flagship sono, come è già stato introdotto in precedenza in questo Info Day, sono da considerarsi dei progetti quadro definiti che in qualche modo incarnano le priorità della macrostrategia regionale. Il programma IPA Adrian corrisponde geograficamente e tematicamente, risponde appieno a quelli che sono appunto le priorità e gli obiettivi della macrostrategia EUSAIR e pertanto deve darne implementazione concreta con i propri fondi da regolamento. Questo bando appunto ha dato il là al nuovo programma appunto con questo scopo principale. Inoltre altre tematiche a cui è stata data priorità in questo bando sono quelle collegate al Green Deal. Allora, dal punto di vista finanziario, ma accenno brevemente perché poi il mio collega vi darà maggiori dettagli, il budget totale di progetto è 1,5 milioni, che non deve essere appunto superato dalle vostre proposte. Il cofinanziamento è dell'85%, non c'è più una distinzione tra fondi IRDF e fondi IPA come era nella corrente programmazione, ma abbiamo un unico fondo che è quello dei fondi Interreg. Quindi diciamo che non abbiamo più distinzione e questo anche nell'atto pratico della vostra presentazione non dovrete più dividere il budget in 2 differenti financial envelope. C'è una forte raccomandazione all'utilizzo dei Simplified Cost Option e di questo vi parlerà più ampiamente Marco, e la stessa cosa per quanto riguarda l'opzione dei Preparation Cost. Invece mi vorrei soffermare con più attenzione su quelli che sono gli indicatori di output e gli indicatori di risultato che i vostri progetti devono assolutamente tenere in considerazione quando definiscono il setting di attività e quello che le attività l'impatto delle attività previste. La durata deve essere massimo anche qui di 36 mesi.
Allora, il programma finanzia prevalentemente diciamo delle azioni soft. Per soft, chi è già pratico di questo programma nell'attuale programmazione, appunto, cosa sono? Sono le strategie, sono dei piani di azione, sono quelli che sono cosiddetti degli strumenti di policy. Il programma ADEON è stato ed è un programma che diciamo si definisce come policy driver, quindi la sua finalità non è tanto quella di implementare misure concrete, per cui non prevediamo appunto la realizzazione di infrastrutture, non prevediamo nemmeno in questa programmazione la realizzazione dei cosiddetti small scale investment, quindi tutto quello che viene prodotto dai vostri progetti deve rientrare in queste diciamo caratteristiche di output. Policy instrument, come detto, pilot action e soluzioni definite a livello transnazionale, quindi mi raccomando, sottolineo l'importanza di un approccio transnazionale che è molto diverso dall'approccio transfrontaliero di altri programmi che insistono nella stessa area, quindi tutte le soluzioni devono essere identificate tenendo conto di fabbisogni dell'intera area di programma o comunque dell'area coperta dalla vostra partnership. E un altro aspetto importante è la definizione di dimensioni e framework di cooperazione, ovvero reti transnazionali. L'importanza appunto di avere un approccio visionario, come vogliamo chiamarlo, nel senso di partire da quello che è già stato raggiunto in questa programmazione corrente e di capitalizzarlo in qualche senso, in un certo senso. Non è un bando di capitalizzazione, quindi non va inteso in questo senso, ma la baseline, il punto di partenza delle vostre proposte deve essere quello di utilizzare al meglio quanto è stato implementato non solo nel programma IPA e nel programma ADEON, ma anche all'interno di altri programmi sia CTE che non solo CTE, anche programmi tematici. Qui brevemente quali sono gli indicatori? Gli indicatori di output, come già detto, sono policy instrument, strategie, action plan, soluzioni identificate a livello transnazionale per superare ostacoli amministrativi, pilot action e joint solution che vanno intese sempre come soft, quindi non ci sono interventi veri e propri di investimenti, sono sempre definiti congiuntamente secondo l'approccio transnazionale e la stessa cosa per le soluzioni e cooperations. Attenzione che questo indicatore di output, Organization Cooperating Across Border, anche se non è chiaramente sottolineato nei nostri documenti programmatici, deve essere inteso come un output obbligatorio, quindi tutti i progetti devono includere la costituzione di una rete che va intesa appunto come duratura, come ampliabile dopo la chiusura del progetto. Per quanto riguarda i requirement specifici di cosa intendiamo per ogni singolo output, trovate riferimenti sempre nel nostro manuale. Ovviamente ad ogni indicatore di output corrisponde un indicatore di risultato e vi verrà chiesto di includere il riferimento sempre nella proposta e, come potrete vedere, ovviamente è l'adozione dell'output nel lungo periodo. Attenzione, per alcune tipologie di output, strategia, action plan e pilot action, il progetto avrà a disposizione per la loro effettiva adozione presso i soggetti che costituiscono la partnership a 3 mesi dalla fine del progetto. Questi 3 mesi sono i 3 mesi classici dati al progetto per chiudere le proprie attività di rendicontazione con l'ultimo project report, con il final report, per cui avrà a disposizione 3 mesi per testimoniare e garantire che tali output sono stati effettivamente presi in carico dai soggetti facenti parte del progetto, della partnership. Allora, brevemente, visto che è un aspetto importante perché si differenzia dalla programmazione attuale, desidero darvi un esempio di quella che è la struttura di progetto. Allora, a differenza del programma in corso, non ci sarà più un VP dedicato al management, come non ci sarà più un VP dedicato alla comunicazione. Queste attività, che sono ovviamente di vitale importanza
per un progetto, soprattutto la comunicazione, ma il management va da sé, vanno inclusi dentro ogni VP tecnico, quindi voi avrete l'opzione di aprire VP tecnici dentro i quali, in ognuno dei quali vi sarà chiesto di specificare gli obiettivi di comunicazione, quindi è suggerito che venga attivata una activity specifica per la gestione delle attività di comunicazione e management, in modo che il JS avrà modo di verificare l'effettiva inclusione di queste tipologie di azioni. Ovviamente i VP sono composti da activity e ogni activity deve almeno avere un deliverable, ma di questo diciamo è già abbastanza più implicito. Per quanto riguarda la partnership, direi che brevemente insomma vi illustro solo il cambiamento principale. A differenza di questa programmazione, il lead partner può provenire anche da un paese IPA, quindi non solo da un paese IRDF. E ci saranno dei limiti posti che vi illustrerà Marco. Comunque la base della partnership deve essere quella di almeno 6 paesi, di cui 3 IPA e 3 IRDF, e come raccomandazione suggeriamo di non superare il numero di 12 partner. Ci sono dei criteri da rispettare di cooperazione, che è appunto lo sviluppo congiunto della proposta, l'implementazione congiunta e il finanziamento congiunto della stessa. Allora, come forse già sapete, la nostra area, come già detto da Lodovico, si è allargata. Abbiamo una new entry che è la Nord Macedonia, quindi arriviamo ad avere 5 paesi dal lato diciamo IPA e 4 paesi dal lato IRDF. Per questo è il cambio diciamo di denominazione del programma stesso. Abbiamo anche la nuova new entry San Marino. San Marino viene considerato un paese terzo, per cui contribuisce, partecipa nelle proposte progettuali in cui puoi essere partner e associato con propri fondi. Come già detto, c'è un maggiore allineamento con la copertura, diciamo, l'area geografica della macrostrategia. Questo, diciamo, nuovo bilanciamento dell'area geografica del programma deve essere riflesso all'interno delle vostre proposte progettuali, quindi anche dando maggiore valenza diciamo, alla partecipazione dei paesi che sono in fase di preadesione. Alcuni aspetti, diciamo, abbastanza banali in un certo senso, ma che vanno comunque tenuti conto quando predisponete e pensate alla costruzione della vostra proposta. Quindi ci deve essere un effettivo approccio transnazionale, come già detto, ci deve essere la costituzione di una partnership capace, competente sulla tematica scelta. Ci deve essere prova dell'effettivo impegno da parte dei vostri partner a diciamo, implementare il progetto al quale aderiscono. L'impegno si manifesta diciamo, formalmente attraverso l'atto sottoscrizione da parte del legale rappresentante della dichiarazione, ma questo in qualche modo è solo una formalità, per cui voi come chi è il lead partner diciamo, deve vagliare attentamente diciamo, l'impegno a partecipare operativamente nella proposta progettuale di tutti i partner che vengono scelti. Allo stesso modo vi è chiesto di dare informazioni chiare, dettagliate, precise di quello che intendete fare. Questo vi aiuta anche per diciamo, superare la fase di valutazione qualitativa, operativa e qualitativa, perché se le informazioni sono complete il valutatore riesce a capire dove volete andare ad impattare sull'area, quali sono i risultati e effettivamente la realizzabilità di tali obiettivi. Un aspetto che si conferma dalla programmazione attuale, che non si finanziano progetti di ricerca pura, e un'altra novità è quella che i progetti maggiormente performanti verrà data l'opportunità di accedere attraverso diciamo con un fast track a delle opportunità di finanziamento che vengono messe diciamo a disposizione da altri programmi della Commissione Europea con i quali diciamo il programma IPA ha stabilito delle collaborazioni. Allora, come già detto da Lodovico, la valutazione deve essere conclusa entro la fine dell'anno 2023
e ci saranno vari step. La prima appunto il controllo formale di ammissibilità ed eligibilità, poi si passerà alla valutazione di qualità che si suddivide in strategica ed operativa, dopodiché verranno fatti i classici controlli sull'antifrode, diciamo sul doppio finanziamento, quindi si va a verificare che la stessa proposta non sia stata finanziata nell'ambito di altri programmi che insistono sull'area, come ad esempio anche il programma Italia-Croazia, aiuti di Stato, e poi si passa diciamo alla fase di approvazione da parte del Comitato Sorveglianza. I progetti dovrebbero essere pronti per partire all'inizio del prossimo anno, una volta conclusasi ovviamente anche la fase di negoziazione. Per valutare quali sono gli impegni che il lead partner si impegna a rispettare nel partecipare al nostro bando, potete verificare diciamo, sia il template del Partnership Agreement che del Subsidy Contract, che fanno parte diciamo, dell'application package disponibile sul nostro sito. Inoltre viene garantito un advance payment, quindi un anticipo per i partner dei paesi IPA nella misura del 20% del loro budget. Un'altra novità diciamo, che si introduce nel corso di questa programmazione è la cosiddetta mid-term review, ovvero dopo 18 mesi di implementazione i progetti finanziati verranno verificati dal punto di vista dell'implementazione delle loro attività in termini di raggiungimento degli output previsti e così quindi degli indicatori di output, e inoltre anche sulla cosiddetta financial absorption, cioè sul livello di spesa che diciamo si calcola sul forecast, ovvero sulla pianificazione per semestre che il progetto deve attuare nell'ambito della proposta. Quindi verrà fatta una verifica e diciamo che l'underspending, cioè quello che non viene speso nell'arco di 18 mesi, la soglia massima accettabile è quella del 20%. Tutto ciò che supera il 20% diciamo viene detratto, tagliato dal budget totale del progetto. Ovviamente ogni riduzione di budget è un'operazione delicata, viene valutata e poi approvata a livello del comitato di sorveglianza e diciamo che inoltre se il programma dovesse soffrire di disimpegno, di rischio di disimpegno, potrebbe esserci un ulteriore taglio delle risorse dei progetti finanziati. Questo per dirvi che anche la pianificazione delle risorse che voi fate deve essere concreta, cioè effettivamente dovete non fare una distribuzione della spesa lineare per semestre oppure concentrarla nelle ultime fasi di implementazione, deve essere molto concreta e diciamo rispondente al vostro calendario di attività che sempre inserirete nelle vostre proposte. Allora, per quanto riguarda il supporto offerto agli applicants, oltre alle frequent asked question che sono diciamo disponibili già da ora nel nostro sito, sempre in relazione alla sezione dedicata al primo bando IPA Adrian, ci sono dei video tutorial su alcune tematiche specifiche, ci saranno le registrazioni degli eventi. Per quanto riguarda la ricerca di partner, potete anche fare uso delle nostre sezioni diciamo, disponibili su LinkedIn per il partner search. Ci sono sezioni differenti dedicate ad ogni obiettivo specifico, quindi potete iscrivervi e verificare, diciamo, stabilire dei contatti con altri partner interessati. Per la ricerca partner potete anche fare riferimento agli NCP nazionali. I contatti degli NCP sono sempre disponibili sul nostro sito. Inoltre il JS offre la possibilità di avere degli incontri diciamo, dedicati alle singole proposte progettuali, e questo a partire dal 2 maggio fino al 23 di giugno. Per avere un appuntamento col JS dovete scrivere all'indirizzo info@interregadrian.eu e dovete inviarci anche una project fiche. Il
facsimile, il template della Project ID è disponibile sempre caricato sul nostro website, quindi potete, diciamo, contattarci se avete necessità di un confronto su alcuni aspetti specifici. Vi consiglio di avere un'idea progettuale già definita, comunque a un buon livello, in modo da avere risposte puntuali e concrete da parte nostra. A livello nazionale appunto ci saranno gli Infoday, come il caso di oggi, e gestiti appunto dai contact point. Per quanto riguarda alcune informazioni specifiche sull'eleggibilità dei soggetti, potete sempre fare riferimento ai vostri national contact point. È tutto per parte mia e lascio la parola a Marco Zecchinato. Grazie Lucia per aver descritto la nuova geografia del Ovviamente programma. poi se ci sono domande rimaniamo per la fase di... Certo. E ne stiamo già raccogliendo, su slide abbiamo già un numero di domande e vi ricordo il codice 38 18 114 per inviarle anche ora mentre ascoltiamo l'intervento di Marco. Quindi con Lucia abbiamo visto i requisiti per la partecipazione che chiaramente riflettono perfettamente la funzione di ponte del programma con l'area IPA, quindi anche la combinazione di tra partner, di tra paesi dell'area UE diciamo, e tra paesi area IPA e poi abbiamo visto tutti i meccanismi anche di supporto da parte del programma. Ora con Marco entreremo nel tema piuttosto delicato degli SCO, quindi delle opzioni di costo semplificato che sono state adottate in varie misure e varie combinazioni dai diversi programmi Interreg. Un saluto a Flavia, grazie. Dai diversi programmi Interreg e che certamente sono una misura di semplificazione molto forte che invitiamo a considerare attentamente perché c'è un riflesso concreto nella gestione dei progetti importantissimo per semplificare le procedure amministrative e gli oneri a vostro carico e quindi per focalizzare la vostra attività sui risultati. È chiaro che probabilmente adesso anche con Marco lo vedremo, questo significa che ci dovrà essere un monitoraggio ancora più attento da parte vostra della spesa dai progetti perché molto spesso queste opzioni sono legate tra loro e quindi eventuali tagli su una voce di spesa possono comportare a caduta una serie di conseguenze negative. Taccio, grazie Marco, prego. Abbiamo lasciato la parte più delicata quando già siete belli stanchi, così non mi dilungherò troppo, cercherò di essere il più breve possibile, quindi parlerò in particolare sui requisiti di eleggibilità della partnership e poi appunto qualche tip, qualche consiglio su come considerare i simplified cost options, come costruire il budget. Rimane valido l'invito di Lucia, ovvero queste presentazioni sono semplicemente dei riassuntini, non sostituiscono assolutamente un esame attento dei documenti di programma, per cui prima di iniziare anche una semplice consultazione per cercare partner o di buttare giù l'idea progettuale, per piacere leggete attentamente i documenti, in particolare il manuale di programma. È già stato detto, vi ripropongo di nuovo il link dove trovare tutta la documentazione dell'application e passiamo alle organizzazioni eleggibili, ovvero le chiamiamo organizations ma si possono intendere come partner, quindi devono far parte del programma, devono avere la sede legale ed operativa in uno dei paesi del programma ed avere una legal personality, quindi avere un legale rappresentante che può firmare. Possono essere pubblici e privati o anche organizzazioni internazionali e anche associazioni di organismi pubblici, quindi penso, non so, all'ANCI mi viene come esempio, no? Per quanto riguarda l'esempio italiano. E naturalmente devono rispondere a determinati criteri e quindi garantire adeguate risorse sia umane e qui, scusate, ma visto che parliamo tra italiani, sembra ovvio, ma purtroppo non è ovvio, chi segue il progetto deve sapere l'inglese molto bene, deve essere in grado di scrivere, deve essere in grado di relazionarsi, di gestire comunicazioni in inglese
e anche i controllori che vi scegliete o che vi verranno affibbiati, dobbiamo capire come funzionerà il sistema, è necessario che sappiano l'inglese, perché altrimenti ci sono dei problemi di comunicazione col programma, con l'interpretazione dei documenti, e è proprio la base. Naturalmente i partner devono essere in grado anche di avere il personale che lavori nel progetto, perché è ovvio che una parte della valutazione è sulla struttura. Dopodiché, se la struttura decide di mettere 0 di staff e affidare tutto ad esperti esterni, la cosa verrà valutata negativamente chiaramente da un valutatore, anche se ovviamente non tutto il lavoro può essere fatto dallo staff interno. Qui dipende insomma dal tipo di progetto, dal tipo di obiettivo che scegliete, ma tenete presente insomma che non è solo il nome della struttura che basta per far parte, e questo anche se dovete scegliere altri partner, assicuratevi che ci siano le persone e che ci siano le persone che sanno fare i progetti. Naturalmente è richiesta anche una capacità ad avanzare le risorse, perché il funzionamento del programma va a rimborso e talvolta per inghippi vari che non dipendono necessariamente dalla partnership, possono dipendere dal ritardato controllo di qualche report, possono dipendere da dei ritardi del programma, può darsi che passino alcuni mesi prima anzi sicuramente passano alcuni mesi prima del rimborso come normalmente, ma a volte può anche ampliarsi questo lasso di tempo, e quindi è necessario che ogni organizzazione sappia che è chiamata ad esporsi per un certo periodo di tempo, e quindi che non ci siano troppi problemi da questo punto di vista, specialmente per i privati di certe zone dell'area di programma. Questo può essere un ostacolo effettivamente molto, molto serio. Il 20% che viene offerto dal programma come advance payment, ovvero come anticipo ai partner IPA, è proprio letto in questa considerazione. Si cerca di dare un aiuto affinché anche chi possa trovarsi a corto di liquidità abbia già da subito una base di partenza per implementare le attività. E naturalmente il budget di ogni partner deve riflettere non solo il suo impegno nel progetto, ma anche la sua capacità di gestire e di spendere i soldi. Se ci troviamo una municipalità di 3.000 anime che ha un budget di 300.000 euro, tutto è possibile, magari sono i migliori, però è difficile che abbiano l'esperienza, la capacità, i meccanismi di gestione, le procedure per arrivare a spenderli in maniera veloce, in maniera efficace, in maniera efficiente. Quindi di solito la dimensione, insomma, e le capacità organizzative di un partner si riflettono anche nel budget che esso ha. D'altra parte, se un partner ha un budget, chiamiamolo troppo risibile, di poche migliaia di euro, significa che non è un partner veramente necessario per l'implementazione del progetto. Quindi tutto deve essere adeguato al ruolo e alle specificità che ogni organizzazione porta con sé. I lead partner possono essere tutti i soggetti elencati prima, ad eccezione dei soggetti privati, quindi devono essere pubblici, e queste in caso di organizzazioni internazionali devono comunque essere sottoposte alla legge nazionale del paese. E poi ci sono questi cosiddetti assimilated partner che vedremo tra poco, che riguardano solo i partner italiani. Gli altri partner non li chiamiamo lead partner, li chiamiamo financing partners, perché comunque devono contribuire finanziariamente al progetto, e possono essere sia pubblici che privati. Gli assimilated partners sono quelle autorità italiane, generalmente a livello nazionale, che non si trovano nell'area di programma, quindi Roma è esclusa, ma se qualcuno vuole fare intervenire nel proprio progetto un ministero, è un partner assimilato ed è possibile farlo. Ovviamente va spiegato, va giustificato nel progetto, ed eventualmente nel caso dei ministeri è una cosa abbastanza chiara, perché hanno sede a Roma e
ok. Ci sono altri enti che talvolta hanno magari la sede legale principale al di fuori dell'area di programma, ma hanno delle sedi che sono nell'area di programma e contribuiscono con quelle sedi. In quel caso di volta in volta, magari anche con il coinvolgimento del National Contact Point, va verificato e spiegato nell'application il perché è necessario coinvolgere questi cosiddetti assimilated partners. I partner associati invece, da non confondere, sono tutt'altra tipologia di partner che non contribuisce finanziariamente al programma, quindi sono ospiti, tra virgolette, di un partner del programma, hanno un ruolo da osservatore, oppure magari si vuole sensibilizzarli per far sì che siano al corrente di quanto il progetto sta portando avanti, o perché potrebbero facilitare l'approvazione o l'applicazione di determinati documenti o output prodotti a livello di progetto. E la loro partecipazione è di fatto limitata ad incontri, a partecipare ad incontri, conferenze che vengono finanziati dal progetto, e quindi solo ai costi di viaggio o di soggiorno, insomma, che vengono messi in capo al partner che paga per il proprio associato. Non è scritto da nessuna parte che debbano esserci dei partner associati, né d'altra parte è detto che ce ne debba essere solo uno per partner, quindi c'è una flessibilità in questo senso. Naturalmente devono essere considerati strategici, cioè quindi utili per l'effettiva portare un valore aggiunto, insomma, al progetto. Se c'è qualcuno a San Marino, i partner di San Marino non contano nel numero di partner della partnership, non beneficiano, come è già stato anticipato, dai fondi europei, devono, diciamo, autofinanziarsi la loro partecipazione e possono essere coinvolti sia come partner associati sia come veri e propri partner, qualora appunto siano in grado e volenterosi di contribuire economicamente. Allora, come è già stato anticipato, ci vogliono almeno 3 partner da 3 differenti paesi RDF e almeno 3 partner da 3 differenti paesi IPA, più eventuali partner di San Marino. Almeno 6 partner, quindi da 6 differenti paesi, abbiamo detto 3 IRDF e 3 IPA. Questa raccomandazione su non più di 12 partner va presa con le pinze, nel senso che 12 partner sono già tantissimi da gestire, da coordinare, quindi è chiaro che l'area di programma si è estesa, comprende ancora più paesi, ma insomma 12 è quasi visto come un limite al rialzo più che come un numero ideale di partner. Poi dipende dal progetto, insomma, dall'attività che andate a implementare. Non ci possono essere più di 2 paesi più di 2 partner dallo stesso paese, e questo, come è già stato detto, per mantenere un certo bilanciamento all'interno dell'area. La stessa organizzazione non può essere lead partner più di una volta per priority access, quindi al massimo 2 volte in 2 diverse assi prioritari, e complessivamente non può partecipare a più di 3 proposte. Questo punto è molto importante, io penso che poi avrete delle domande a riguardo, verrà ribadito, perché ci sono delle eccezioni, come forse avrete visto nei documenti di programma, ovvero è stato deciso che alcune organizzazioni, in particolare quelle molto grosse, vengano considerati per department all'interno di dei ministeri, di corpi regionali, di università oppure camere di commercio. Questi sono a titolo esemplificativo. Cosa significa? Significa che un ministero, se ha delle diramazioni, può essere considerato non come lo stesso partner, ma come partner diversi. Il problema è che siamo tanti paesi con organizzazioni amministrative completamente diverse tra di loro, e quindi è un po' difficile riuscire a dare una definizione univoca di dire chi è
come dire, quali organizzazioni, quali partner sono da considerare come un unico partner e quali no. Quello che noi possiamo fare è di invitarvi a rivolgervi al vostro National Contact Point, che avrà alla fine la responsabilità di dichiarare quante volte lo stesso partner ha partecipato. Noi siamo in consultazione con i National Contact Point per cercare di fornire dei chiarimenti, ma diciamo che a prescindere è impossibile sapere per ogni paese cosa è per department e cosa no dal nostro punto di vista, perché non conosciamo la divisione amministrativa di tutti i paesi. Questi esempi danno abbastanza dei chiarimenti. Aggiungo che per quanto riguarda l'università, generalmente, mentre le facoltà possono essere intese come partner singoli, questo per department non inganni il nome, ma i dipartimenti universitari, che sono organizzazioni interfacoltà, cioè all'interno delle singole facoltà, non sono considerati come dei partner specifici. Quindi le facoltà sì, ma i dipartimenti universitari no. Questo era come... Ti vedo perplesso, Natalino. Ad ogni modo il National Contact Point è colui che ha l'ultima parola su questo. Passo con qualche dettaglio sul budget. Abbiamo già detto che il budget deve rispondere al cosiddetto principio delle 3E, quindi economia, efficienza ed efficacia. È stato detto molto bene, la costruzione del budget deve riflettere con un grado di aderenza massima lo sviluppo e l'implementazione delle attività. Questo significa che deve essere distribuito per periodo in maniera coerente. Ciò che ha detto Lucia prima, non so se avete fatto attenzione, ma dopo 18 mesi, se siete troppo in ritardo con la spesa, il programma ha la possibilità, ovviamente poi insomma ci si parla, si vede come mai, c'è il monitoring committee che deve approvare, ma questo stavolta ha la possibilità quasi automatica di tagliare il budget. Allora cosa fa uno? Sposta tutto il budget alla fine, così nei primi mesi ha pochissimo da spendere ed è a posto. Peccato che non passi la valutazione, perché staremo molto attenti ovviamente su questo principio per evitare uno spostamento artificiale del budget verso l'ultima parte di programmazione. Vi dirò di più. In questa programmazione gli organismi del programma vengono finanziati come percentuale di quanti progetti spendono. Allora, siccome il mio stipendio dipende da quanto voi spenderete, state attenti che su questo aspetto ci stiamo abbastanza attenti. Per cui nessun terrorismo, semplicemente pianificate con attenzione e fate in modo che i vostri partner pianifichino con attenzione, perché basta un partner che diventa fantasma oppure non spende quello che dovrebbe fare, oppure forse un partner non basta, ma due partner già che cominciano a dare dei problemi, il 20% di quanto pianificato nei primi 18 mesi di programma si raggiunge in un batter d'occhio. Cercate che la divisione di budget per partner, la divisione di budget per periodo sia in linea con quello che andate veramente a fare. In più informazioni ci fornite nell'application form su quanto costano le attività che andate ad implementare, più facile è per noi dare una valutazione obiettiva di se la spesa effettivamente risponde ai concetti delle 3E descritti qui. La gerarchia delle regole per l'eleggibilità della spesa è quella che vede innanzitutto i regolamenti UE, poi le regole di programma e poi le regole nazionali per tutti gli ambiti che non sono stati coperti precedentemente. Qui non è scritto, ma sotto le regole nazionali ci sono ovviamente eventuali regole dei vari enti che in maniera sussidiaria ovviamente devono essere rispettate. Arriviamo alle budget line, sono 5, non abbiamo gli investimenti come già detto. Il programma raccomanda l'uso delle Simplified Cost Options. Come detto,
coordinare così tanti partner in un'area di programma così vasta è complicato. Utilizzare le Simplified Cost Option può agevolare specialmente il lavoro, specialmente dal punto di vista amministrativo. Penso che tutti voi abbiate esperienze di... forse la voce una delle voci più problematiche per noi è rendicontare le trasferte, che ogni volta manca un pezzo, manca una cosa, non si... se uno usa le Simplified Cost Option non deve portare neanche il biglietto, neanche la carta d'imbarco al proprio controllore, e questo è un grosso risparmio di tempo. Però è un risparmio di tempo durante l'implementazione, ma richiede uno sforzo aggiuntivo durante la pianificazione, proprio per i motivi che venivano detti prima. Quindi bisogna fare un po' più di attenzione, costruire il budget in maniera un pochino più cervellotica, se volete, all'inizio, per poi vivere di rendita nei 3 anni successivi. Allora, le proposte, le possibilità di costi semplificati che sono inserite in questa call sono queste. Avere gli staff cost come il 20%, e poi andremo a vedere come si declinano con un esempio. Avere lo staff cost come 20% degli altri costi diretti, e questo è uno. Office and Administration Cost sono sempre obbligatoriamente il 15% degli staff cost, indipendentemente da come sono stati calcolati gli staff cost. Quindi se gli staff cost sono costi reali, sono il 15% dei costi reali. Se gli staff cost sono calcolati come flat rate, Office and Administration sono il 15% della flat rate degli staff cost. Un'altra opzione è che si mettano come costi reali solo gli staff cost e tutto il resto è il 40% degli staff cost. Questo è per chi ama la semplificazione proprio spinta e quindi deve rendicontare solo staff, tutto il resto è il 40%. Mi permetto di dire che questa possibilità di costi semplificati generalmente è valida per determinate categorie di partner, ma soprattutto per determinate categorie di progetti. Per esempio, nella quarta call che abbiamo fatto come programma Adrian, poteva essere una buona idea, o ancora meglio forse nella quinta call. Nella call che stiamo presentando forse può valere per alcuni partner, ma non è detto che sia sempre l'opzione migliore per tutti quanti. Dopodiché abbiamo i costi di preparazione come lump sum, quindi sono stati aumentati a 14.200 euro a livello di progetto, possono essere divisi tra i partner oppure tra un partner solo o 2 partner, è una scelta opzionale che viene fatta nel momento di creare il budget, si decide se questi 14.200, questi costi di preparazione ci sono o non ci sono, sono, come dire, la somma è fissa, mentre in precedenza era fino alla montare di 11.800 euro, in questa call sono 14.200. E poi quella che forse è una delle opzioni più interessanti anche per i partner italiani è di avere i travel accommodation come una flat rate degli staff cost, e qui la percentuale varia a seconda che il partner sia IRDF, e in questo caso ha il 10% di percentuale, oppure se è un IPA il 15%. Perché? Perché abbiamo notato che i paesi IPA sono più difficili da raggiungere e da parte loro è più difficile raggiungere le zone RDF, quindi i costi sono sicuramente più alti. Secondo i nostri modelli su quanto è accaduto nella programmazione precedente, prima che arrivasse il Covid, che ovviamente ha snaturato un po' la percentuale delle spese di viaggio nei progetti, i partner italiani spendono meno del 10% di viaggi nei progetti. Inoltre ormai 3 anni a distanza ci hanno insegnato che molti eventi si possono organizzare in remoto e anche l'attenzione, insomma l'emissione di CO2 va in questa direzione. Quindi 10% come flat rate e si risparmiano tutte le beghe di cui vi parlavo prima tra liste di partecipazione, inviti, non pensateci e anzi usatele perché veramente non è male. Allora qui
è uno schemino riassuntivo che spero non vi crei più confusione che altro, ma velocissimamente, ho ancora qualche minuto, possiamo vederlo. L'opzione 1 è quella, diciamo, per chi vuole la semplificazione spinta, e quindi gli staff cost come costi reali e tutto il resto come 40% di quella somma lì. L'opzione 2 vede gli staff cost come flat rate degli altri costi diretti, ovvero degli altri costi reali, e in questa opzione 2 gli unici costi reali su cui calcolare la percentuale sono l'external expertise e l'equipment, perché nell'opzione 2 anche i viaggi sono una flat rate degli staff cost, quindi gli staff cost sono una flat rate di queste due categorie, la 4 e la 5. Gli office administration sono una flat rate degli staff cost, e travel accommodation pure sono una flat rate degli staff cost. L'opzione 3 è chi invece è allergico agli staff cost e vuole complicarsi la vita per tutta la durata del programma, deve tenere solo office administration cost al 15% perché quello è obbligatorio, tutto il resto su costi reali. Noi non raccomandiamo questa opzione per nessuno. L'opzione 4 è che gli staff cost siano reali, e l'unica opzione scelta di flat rate è quella dei travel accommodation, oltre ovviamente all'obbligatorietà degli office administration. E l'opzione 5 è chi decide di mettere come flat rate sia gli staff cost, cioè scusate, solo gli staff cost, e quindi la base di percentuale su cui vengono calcolati gli staff cost non è più solo external expertise ed equipment, ma anche i viaggi. Andiamo a vedere cosa significa su, diciamo, progetti che hanno un budget simile. L'ultima riga, total budget, più o meno siamo sui 300.000 euro, 5.000 euro in meno, 5.000 euro in più, ok? Ci sono tante possibilità, insomma, adesso i numeri li abbiamo messi un po' a casaccio, ma è giusto cioè a casaccio, nel senso sono corretti come percentuale, però non è detto che debbano rispecchiare ovviamente quegli ammontari. Quindi se per qualche motivo c'è lo staff che è particolarmente competente, viene coinvolto magari non solo nel management ma anche proprio nella parte tecnica, magari è molto alto, può aver senso fare determinati ragionamenti. Se invece lo staff, magari ci sono dei partner che hanno problemi di rendicontazione, sto pensando, non so, ai greci per esempio, che spesso non riescono a rendicontare lo staff perché per leggi nazionali greche non possono rendicontare più di quanto, insomma, per problemi loro, allora hanno uno staff spesso molto basso rispetto al loro apporto sul progetto, allora potrebbero fare degli altri ragionamenti di semplificazione. Queste regole, una volta che sono a livello di partner, quindi ogni partner può scegliere diverse opzioni, però una volta che sceglie quello è, nel senso che non è possibile poi modificarlo in corso d'opera. Quindi sono opzioni che vanno anche offerte, eventualmente spiegate a partner meno esperti e convinti, perché è ovvio che a primo acchito è molto più facile costruire un budget scrivendo tutto come costo reale, ma poi veramente durante l'implementazione c'è un vantaggio notevole sia vostro sia dei vostri controllori, quindi sui tempi in cui ci mettono a verificare le vostre spese, di conseguenza nei tempi nostri per rimborsarvi e pagarvi quanto avete speso. Sì. Cioè, mi dicono di ribadire il fatto che, ma mi sembrava abbastanza chiaro, che nel caso di flat rate non devono essere presentati documenti, quindi non solo la carta d'imbarco di cui vi parlavo, ma se uno decide di usare la flat rate per lo staff, basta una dichiarazione che dica c'ho lo staff sul progetto, punto. Dopodiché, ok, se un controllore viene a controllare ha il diritto ovviamente di incontrarli, di vedere, di capire, ma buste paga, contratti, maternità, niente, cioè lusso, vero? Io avrei finito, quindi Grazie Marco per questo intervento che ha completato quindi la panoramica degli elementi del primo bando, e io mi sentirei di rassicurare il mondo universitario
per quanto riguarda le limitazioni delle partecipazioni multiple, perché su questo si discuterà a livello di Comitato Nazionale con il supporto del punto di contatto nazionale, quindi e su questo insomma siamo tranquilli, perché era proprio una richiesta portata avanti dall'Italia in fase di negoziazione della preparazione dei documenti del bando, e quindi la nostra richiesta era proprio quella di permettere la partecipazione dei dipartimenti e di eliminare i vincoli di questo tipo. Pertanto da questo punto di vista ci sarà un intervento del Comitato Nazionale. Sono arrivate moltissime domande, a queste poi si aggiungeranno, adesso vediamo se ce n'è qualcuna, ma nel caso poi aggiungeremo delle specifiche in relazione ad alcuni temi toccati dai relatori, come per esempio il sistema di controllo nazionale, quindi i controllori, che possiamo già anticiparlo, come sapete la governance nazionale della CTE non è ancora definita, quindi non è ancora stata sottoscritta l'intesa Stato-Regioni per la gestione della CTE 2127 e pertanto non esiste ancora il sistema di controllo nazionale per il 2127. In attesa nelle more della sottoscrizione di questa intesa continuerà ad essere applicato il sistema di controllo 1420 con una commissione mista che continua ad operare nel suo ruolo e che ha già messo a disposizione la documentazione per la nomina e la convalida dei controllori dei progetti approvati. Chiaramente per Interreg Padrion c'è ancora un po' di tempo, quindi confidiamo che al momento di scegliere il proprio controllore i partner potranno contare su un sistema definito. Per altri programmi Interreg in realtà purtroppo questa situazione di stallo pesa ed è un problema concreto. Al di là di questa criticità nazionale, direi che possiamo cominciare a leggere le numerosissime domande che avete inviato via Slido. È salita al tavolo dei relatori la collega, la dottoressa Anna Franco, che all'interno della UOC Operazione è referente dei programmi Interreg Padrion e Interreg Italia-Slovenia per la regione del Veneto, che ci aiuterà nella lettura delle domande. I colleghi del segretariato poi potranno rispondere. Prego Anna, grazie. Buongiorno. L'esposizione è stata veramente chiarissima e completa, e nonostante questo abbiamo comunque 19 domande, alcune sono state formulate anche prima che iniziassero i vostri interventi, per cui magari andiamo via velocemente. La prima domanda che ci propongono riguarda le azioni pilota. È possibile finanziare un piccolo intervento infrastrutturale nell'ambito di un'azione pilota? E diciamo che non è possibile, a differenza del programma attuale, diciamo, in cui erano state contemplate, diciamo, i cosiddetti, come ho detto prima, small scale investment, quindi investimenti di piccola taglia. Nell'attuale programma diciamo, si va verso la chiusura a misure soft, proprio per un discorso di analisi ambientale realizzata nell'ambito del programma, che non prevede misure operative, infrastrutturali o di investimento che impattino ambientalmente. Quindi diciamo che di base è no, però ovviamente bisogna intendere, capire che cosa intende chi ha posto la domanda per infrastrutturale, può anche porci un quesito al nostro indirizzo info, in modo che possiamo valutare caso per caso, quindi noi siamo aperti, diciamo, a dare supporto nelle casistiche specifiche, quindi gli consiglio di iscriverci. Considerando che non c'è un VP sulla comunicazione, può andare bene definire le attività di comunicazione all'interno di ogni VP tecnico e un deliverable che riassuma le attività di comunicazione nel VP di management? Allora, VP di management non c'è, così come non c'è neanche VPC, communication, come era nella programmazione attuale. Come abbiamo detto, ci sono solo VP tecniche tematiche. All'interno di ogni VP tecnica siete chiamati a definire gli obiettivi di comunicazione, che variano da 0 a un altro grado. Pertanto è opportuno che, visto che ogni VP deve produrre un output,
è obbligatorio almeno un output. Pertanto è giusto dare adeguata comunicazione e diffusione all'output prodotto, che viene considerato come summa dell'impatto del prodotto, del progetto, di quel VP. Ovviamente si intende importante dare anche rilevanza, comunicazione e diffusione dei deliverable e delle attività realizzate. Pertanto ogni VP tecnico deve prevedere un obiettivo di comunicazione superiore allo 0. Ovviamente è in capo a chi definisce la proposta progettuale la rilevanza da dare alle attività di comunicazione all'interno di ogni VP tecnico, ma deve essere inserita in ogni VP tecnico un'attività di comunicazione con almeno un deliverable, perché il deliverable rappresenta la concretizzazione delle attività che il JS deve monitorare quando supervisiona l'implementazione del progetto. Quindi la risposta è sì, deve essere incluso. La capitalizzazione dei risultati di un progetto finanziato nella precedente programmazione Hadrian può essere considerata premiante? Diciamo che è la base più che premiante. Abbiamo già detto che non si deve reinventare niente da capo, pertanto chi ha il desiderio di partecipare al bando deve fare una breve analisi di quali sono i progetti che abbiamo finanziato nel corso della presente programmazione. Sul nostro sito ci sono dei project website, potete vedere le attività realizzate, i principali output, e diciamo che sulla base di quella potete trarre ispirazione per partire non da un punto 0 ma da un punto 1. Non è particolarmente premiante perché, come già detto, non è un bando di capitalizzazione, quindi è dato per scontato che non si ripropongano le stesse tipologie di attività e la stessa tipologia di prodotti già finanziati. Torniamo sul tema delle azioni pilota con una domanda che è stata apprezzata già da 4 persone. Potete chiarire i contenuti delle azioni pilota e cosa si intende per sperimentazione di nuove procedure, strumenti, metodologie, pratiche in ambito transnazionale? Allora, diciamo che l'approccio transnazionale è questo, cioè il progetto definisce degli obiettivi che sono condivisi da tutta la partnership, cioè le attività che vengono identificate dalla proposta devono rispondere alla soluzione di un problema comune. Questo problema comune che si risolve attraverso specifici obiettivi specifici. Pertanto non è detto che tutti i partner debbano implementare la stessa azione pilota. Un esempio potrebbe essere che un progetto finanziato nell'ambito della mobilità sostenibile, cioè l'obiettivo 2.4, la mobilità urbana sostenibile e multimodale, i partner che fanno parte del progetto identificano necessità da parte delle città coinvolte. Può esserci la città che ha problemi di gestione del traffico, ad esempio nel contesto di realizzazione di specifici eventi che comportano il peggioramento dei problemi di gestione del traffico, e quel tale partner sviluppa ad esempio una app che in qualche modo aiuta a gestire, a prevedere, indirizza i passeggeri, i turisti nell'ambito di tali contesti. Può essere che per un altro la priorità sia definire un piano urbano di mobilità sostenibile e implementare, cioè l'azione pilota è solo un anello in più nella concretizzazione di un esempio del piano di azione. Tu fai un piano di azione per risolvere il tuo problema, il tuo piano di azione prevederà, è focalizzato su alcuni aspetti di ogni singolo partner. Quel partner, ovviamente il piano di azione comprende le esigenze di tutti i partner, però ogni singolo partner può concretizzare, sperimentare le direttive incluse nel piano di azione, con particolare attenzione alle proprie specificità, che sono ovviamente
parte di un piano transnazionale. Quindi l'obiettivo è lo stesso, però uno può avere un problema diverso dall'altro, quindi uno può implementare la propria azione pilota. Come già detto, l'azione pilota deve essere soft, quindi possiamo parlare di strumenti tecnologici, di qualcosa che non preveda la realizzazione di infrastrutture, come già spiegato, insomma. Poi nella specificità di ogni singola azione pilota, come già detto, potete scriverci e noi valutiamo la coerenza con l'indicative action prescelta. Scelto uno specific objective, vanno coperte tutte le indicative action o è ok solo una parte? No, assolutamente. Cioè, il progetto deve essere molto focalizzato, quindi, come già detto, per ogni obiettivo specifico c'è un set di indicative action. Queste indicative action non sono tanto indicative, ma possiamo dire che sono quasi obbligatorie, cioè nel momento in cui tu scegli quelle indicative action, il tuo progetto deve rispondere alla risoluzione di quella, diciamo, problematica, tematica inclusa nell'indicazione, nell'azione. Quindi può anche essere che un progetto risponda a più indicative action quando queste indicative action sono correlate tra di loro, hanno, diciamo, condividono aspetti tematici simili. Ad esempio, un caso potrebbe essere quello della mobilità sempre urbana, dove abbiamo 3 indicative actions che sono molto intrecciate l'una con l'altra e per questo noi le abbiamo lanciate tutte assieme, per cui il progetto può anche fare riferimento a tutte e 3. Ovviamente attenzione a includere più indicative action, perché poi dovete dimostrare che a livello operativo con le vostre attività date risposta a queste indicative actions, cioè non è solo un buon proposito, un intento, diciamo. Le indicative action vanno indicate chiaramente nella project summary, cioè c'è la sezione, diciamo, introduttiva in cui esplicitate diciamo, una presentazione generale delle vostre attività e lì siete chiamati a indicare la indicative action a cui volete rispondere o più indicative actions, quindi dipende dal vostro progetto. Concentrarsi sull'implementazione di strategie per il monitoraggio e la gestione dei potenziali impatti su 3 specie marine. È sufficiente rispondere alla call? Dipende dall'obiettivo del progetto, ovviamente. Prima di tutto l'attività che intende fare, come già detto, deve essere in linea con una indicative action. Presupponiamo che lo sia perché una di queste prevede appunto la protezione di specie animali e flora e fauna, ad esempio. Però ovviamente se si selezionano 3 deve essere giustificato perché 3 e non perché più, cioè ovviamente tutto fa parte di un complesso di informazioni che deve essere fornita e che giustifica la valenza della scelta operativa del progetto. Quindi se per chi vuole fare la proposta quelle 3 specie sono significative, rappresentative di un problema di qualsiasi tipo, deve essere chiaramente giustificato e chiaramente deve portare un impatto nella risoluzione di quel problema. È possibile presentare un nuovo progetto con la stessa partnership di un progetto già finanziato o si ritiene premiante aprire la partnership a nuovi partner? Allora, tecnicamente è possibile farlo. È chiaro che il focus del programma, il bilanciamento del programma, come è stato detto e ripetuto, si è spostato anche il nome del programma, si chiama IPA Adrion. Alcuni progetti della programmazione precedente erano fortemente sbilanciati sulla partnership di paesi RDF, quindi viene richiesto a tutti quanti di tenere in conto. Dopodiché un progetto che magari già aveva gli sufficienti partner IPA e non include un partner della Nord Macedonia, vabbè, cioè, ok, nel senso si può fare. Posso aggiungere ovviamente la partnership deve essere cioè, competente per l'obiettivo del progetto, quindi se la stessa partnership risponde diciamo alle esigenze poste dal programma, attenzione a non ripetere quello che è già stato fatto, insomma. Quando sarà disponibile l'application form in formato Word?
Diciamo che l'application form è in formato PDF perché non può essere modificata cioè l'abbiamo messa in PDF proprio per protezione, diciamo, delle richieste delle varie sezioni, eccetera, eccetera. Quindi non verrà resa disponibile in formato Word. Chi la vuole in Word se la trasforma in Word in qualche I love PDF sito, oppure se la ricrea, diciamo. Oppure entra dentro GEMS registrandosi e lì può diciamo cominciare nella compilazione. Come deve essere intesa l'omissione di alcune azioni indicative nella call rispetto al programma? Questa azione non sarà finanziata in questa call ma in altre call? Sì, qui l'ho già detto nell'ambito della mia presentazione, questo bando non mette a bando tutti i soldi del programma, quindi ha un focus tematico. Le proposte devono assolutamente rispettare le indicative actions, cioè scegliere la propria indicative action attraverso quelle che sono messe a bando, sono citate sia nella call announcement sia nel manuale. Come già detto, alla fine del manuale, l'application manual, abbiamo una sezione dedicata alle specific objective fish, dove trovate i needs, i fabbisogni, quali sono, diciamo, le sfide territoriali della nostra regione adriatico-ionica, qual è il focus tematico, quali sono le indicative action, chi sono i target group che dovete coinvolgere, tipologia di target group che dovete coinvolgere per ogni specific objective, quali sono gli indicatori di risultati e gli indicatori di output, perché forse questo non l'ho sottolineato a sufficienza, cioè non tutti gli obiettivi specifici hanno tutte le categorie di output e tutte le categorie di risultati. Questi vengono declinati per specific objective. Esempio, la mobilità sostenibile urbana, obiettivo specifico 2.4, ne ha solo 2 categorie, che sono ad esempio le pilot e i network, per cui ovviamente dovete fare i conti anche con questo distinguo per specific objective. Torniamo con una domanda sui VP, forse abbiamo già risposto. Comunque confermate che per ogni VP tecnico dobbiamo prevedere un'attività di management e comunicazione con relativi deliverable, o basta prevederla solo nel VP1? Abbiamo già risposto, direi. Allora, sul tema dell'underspending, un eventuale underspending superiore al 20% al momento del midterm review può essere giustificato nel caso ci siano elementi oggettivi che influiscono? Ma sì, come ho detto, si valuta, si discute, si portano gli elementi al comitato di sorveglianza e il comitato di sorveglianza decide sulla base della realtà. Quindi se viene un altro Covid è chiaro che qualcosa potrebbe cambiare, insomma, se casca una meteorite su Venezia, i partner veneziani un occhietto di riguardo glielo diamo. Quindi insomma, non è che di automatico così non c'è niente, però stavolta è scritto nero su bianco che se viene superata quella soglia di underspending, il programma ha la facoltà di farlo. Poi appunto, se ci sono fondati motivi, si valutano. E ancora su questo tema, eventualmente il taglio di budget ammonta alla cifra non spesa? No, teoricamente il taglio del budget ammonta alla differenza, cioè ciò che va oltre l'underspending consentito. Un esempio, se hai 100, praticamente tu se spendi 80 sei a posto perché c'è il 20% che è il margine di massimo di flessibilità. Se spendi 70 ti viene tagliato praticamente il 10%. Torniamo invece adesso sulle tematiche. Sarebbe meglio attendere il secondo bando invece del primo per presentare una proposta in tema di innovazione sulla sanità digitale? Sì, come ho già detto, non tutto viene messo a bando, quindi le indicative actions dell'asse 1 che fanno riferimento ad esempio alle industrie culturali e creative, all'innovazione nel turismo,
alla sanità, diciamo, verranno lanciate all'interno del secondo bando che verrà, diciamo, previsto per la seconda metà del 2024, quindi assolutamente sì, bisogna che aspettino il prossimo bando. E restando sempre sui temi di questa call, sono referente del gruppo di lavoro di un flagship EUSAIR Pillar 4, quindi turismo cultura. Dalla lettura abbiamo dubbi sulla possibilità di candidare progetti su questi temi. Sì, allo stesso modo, come già detto prima per il discorso del turismo, tutte queste tematiche che tra l'altro cultura e turismo, diciamo, per sottolineare, a differenza dell'attuale programma, non hanno un obiettivo specifico a sé stante come è attualmente, ma vengono trattate trasversalmente all'interno di tutti i 3 assi. Quindi tematiche come la valorizzazione e protezione del patrimonio culturale intesa in chiave turistica, innovazione del turismo, devono avere un valore aggiunto, quindi o se hanno un valore aggiunto in termini di innovazione o hanno un valore aggiunto in termini di ambiente, oppure diciamo afferiscono alla mobilità sostenibile dei turisti. Solo se riescono, diciamo, a incanalarsi attraverso nei 3 assi che sono, diciamo, del nuovo programma, che quindi ha limitato gli obiettivi specifici in relazione a queste tematiche, potranno essere finanziati, e comunque non sono stati inclusi in questo bando proprio perché è stata data priorità all'allineamento sia con i flagship, ma in questo caso non è questo appunto il caso, perché chi chiede è del flagship EUSAIR, ma a tematiche collegate ad esempio alla Blue Economy, a tematiche afferenti al Green Deal, quindi si dovranno attendere. Abbiamo adesso una serie di domande sul partenariato. Allora, complessivamente gli enti non possono partecipare a più di 3 proposte, quindi come capofila in massimo 2 più una come partner, o eventualmente in tutte e 3 come partner, giusto? Esatto. Nel caso di partner assimilati, si possono presentare 2 progetti come leader nello stesso asse, ad esempio asse 2.3 in Sicilia e 2.3 in Puglia? Non sono sicuro di aver capito la domanda, ma mi verrebbe da rispondere no, la stessa organizzazione non può essere lead partner 2 volte nello stesso asse. La domanda è stata fatta da un anonimo, quindi eventualmente se non abbiamo risposto inviterei a riproporla. Invece riguardo ai partner associati ci dice una persona: nella vostra esperienza gli associati hanno mai avuto un reale senso strategico o contributo? Nella mia no. Una proposta senza associati è valutata negativamente? Allora, si vede che non erano gli associati giusti, mi viene da dire. Una proposta può anche non avere partner associati. Di solito i partner associati portano un valore aggiunto. Io non faccio neanche avrei degli esempi, ma non faccio gli esempi perché non vorrei influenzare, veramente dipende da progetto a progetto. Però a volte ci sono anche dei target group che sono consorziati in forma di organizzazioni o di enti che si vogliono coinvolgere in maniera più approfondita, quindi pensate veramente se non c'è proprio nessuno che ritenete possa essere interessante per il progetto come associato. Se non esiste, il progetto può anche non avere associati. E poi abbiamo ben 6 pollici in su per la domanda sulle università. Potrebbe chiarire la questione dei dipartimenti nelle università? No, la lascio come detto alla National Data Point, poi non sapevo che appunto ci sarà anche una riunione nazionale, da quello che ho capito, per decidere. Prego chi farà parte della riunione nazionale di considerare anche quest'altro punto di vista, nel senso che il discorso di limitare la partecipazione dei partner o dello stesso partner in diverse proposte progettuali non è per cattiveria, è per 2 considerazioni principali. Una che riguarda più noi, ma di riflesso riguarda anche voi, è che noi sappiamo di avere un tot di università in Italia.
Se queste università le moltiplichiamo per il numero di facoltà, arriviamo a qualche migliaio. Se le moltiplichiamo per dipartimenti, arriviamo a decine di migliaia di potenziali partner che devono associarsi con decine di migliaia di potenziali partner di altre università all'estero, arrivando a presentarci qualche migliaia di progetti. Rimaniamo fermi a valutarli fino al 2028. L'altra riguarda la capacità del singolo partner, della singola facoltà di essere impegnato su diversi progetti, su diverse attività progettuali. Non tutte le facoltà, anzi la maggior parte delle facoltà non ha la capacità, poi arriva il dottorando di turno che si mette lì con un assegno per fargli fare, non è questo il principio. Benissimo, non lo sapevo. E come si chiamano adesso? Allora, ancora meglio, scusate. Allora dipartimento in questo caso, se significa facoltà, si risolve il problema, diciamo, scusate. Comunque, siccome invece in altri paesi del Ipa Adriatico Ionico ancora ci sono le facoltà e poi ci sono i dipartimenti che sono unità dentro la facoltà, noi ci siamo confrontati finora, siccome l'evento di lancio l'abbiamo fatto in Bosnia e Herzegovina, ci siamo confrontati su quest'altra risposta, quindi non ero come dire, aggiornato sulla realtà italiana. Ma poi ci sono anche altre 100.000 organizzazioni all'interno delle università, c'è il centro interdipartimentale, c'è il master che però ha un'autonomia, insomma, io, come detto, la responsabilità rimane in capo al National Contact Point, però chi deve decidere su quanto aprire questa interpretazione consideri che poi alla fine le persone che devono lavorare, quelle sono. Quindi se un dipartimento mi partecipa a 3 progetti, qualche sospetto viene sulla sua effettiva capacità poi di realizzare le attività qualora questi progetti siano approvati. Passiamo a un paio di domande sul Sì. Aggiungo solo che applicheremo a livello italiano quello che trovate scritto a pagina 6 del call announcement, però faremo con tutti i membri del comitato nazionale una riunione ad hoc per verificare se ci sono eccezioni a questa regola sulle università e centri di ricerca italiani, quindi faremo una valutazione. Sicuramente la definizione per dipartimento a mio avviso è abbastanza chiara, quindi invito tutti quanti, università o altri soggetti che sono in questa situazione a scriverci per così anche rappresentare anche agli altri membri del Comitato Nazionale la loro situazione. Quindi per quello che abbiamo noi contezza rispetto anche ai progetti del precedente periodo e la nostra esperienza con l'università, la soluzione per dipartimenti dovrebbe coprire gran parte delle progettualità. Il problema nasce, come diceva Marco, se all'interno dello stesso dipartimento lavorano più gruppi di lavoro che in autonomia lavorano a proposte progettuali, quindi magari i dipartimenti sono ampi chiaramente nella riforma attuale, quindi invito chi fa parte del mondo dell'università a coordinarsi all'interno del proprio dipartimento per evitare poi dopo di dover procedere a tagli dei vari progetti. Quindi fate un confronto a livello dipartimentale prima per valutare le proposte che possono essere più potenzialmente favorite. Ecco. Avevo annunciato che passavamo al budget, ma in realtà sono arrivate nel frattempo molte altre domande. Di nuovo, per esempio, sul management ci viene chiesto se per l'attività di management non è sufficiente completare la parte di project management su GEMS o se bisogna necessariamente inserire delle activities nei VP. Dipende.
Come obbligatorio è obbligatorio compilare la parte sul management nella sezione fuori da IVP. Dovrebbe bastare a darci un'idea. Se riuscite anche a inserire qualche informazione più dettagliata sui costi che prevedete per quell'attività, è tanto di guadagnato per la valutazione. Non ci interessano deliverable come 4 steering committee oppure report della riunione di progetto. Ecco, no, sto giro queste cose non interessano. È chiaro che se all'interno di un VP viene richiesto un'attività particolare, per esempio di coordinamento, perché il VP interessa diversi partner, va un attimo spiegato come il lead partner, oppure magari non è il lead partner, è il partner responsabile di quel VP, intende organizzarsi, ma non ci interessano all'interno di VP non ci interessa la descrizione di deliverable di management, ci interessa capire come il progetto è organizzato e come intende gestire la partnership e le attività di progetto, ecco. Posso solo aggiungere, come ho già anche detto nella mia presentazione, ci deve essere un'estrema chiarezza rispetto alle attività che il progetto intende realizzare, e questa chiarezza riguarda tutte le attività, per cui anche la gestione, perché come dice Marco, poi al management di progetto sono dedicate delle risorse, quindi o viene indicata il dettaglio, diciamo, a livello di budget line, dove c'è spazio per chiarire i costi eccetera eccetera, altrimenti se si va ad esempio per un'opzione semplificata deve essere chiaro come si intende coordinare la partnership, con quali strumenti ci si intende dotare, insomma, quindi direi che nulla vieta di dettagliare anche al di fuori della sezione generale. A ogni VP deve corrispondere un output, oppure è possibile individuare 2 output per un VP tecnico? Allora, come ho già detto, ad ogni VP almeno un output, quindi possono essere più di uno certamente. Ovviamente il VP, cioè diciamo che le attività che sono incluse nel VP devono avere una coerenza in termini sia di deliverable che di descrizione delle attività, che porta al compimento di quell'output. L'output deve essere selezionato con riferimento all'indicatore di output, quindi si sceglierà la strategia e l'action plan e poi si dettaglierà il titolo e la descrizione di tale strategia. Comunque almeno uno è obbligatorio. Abbiamo 2 domande sui fuori area. Allora, la prima ci chiede se possono esserci partner fuori area di programma, se ben giustificati e con un contributo rilevante per il progetto, e se c'è un numero massimo di partner per paese. Questo direi che abbiamo già risposto. Allora, qual è la seconda domanda, scusa? Se c'è un numero massimo di partner per paese. Sì, c'è un numero massimo di partner per paese che è 2, e i partner devono far parte dei paesi dell'area di programma. Tranne ovviamente San Marino, che Marino come fa già parte detto, dell'area di programma. Sì, certo, però non è, diciamo, è considerato paese terzo comunque. E si possono fare attività fuori area del programma, ad esempio una visita di studio in Spagna o Francia? Allora, deve essere previsto nell'application form, deve essere giustificato, deve essere spiegato. Più che una visita di studio in Spagna mi viene in mente partecipare a una conferenza a Bruxelles, che è fuori dall'area di programma, ma è normalmente accettato ovviamente la partecipazione ad eventi dell'Unione Europea. L'importante appunto è che sia esplicitato e venga spiegato perché è rilevante andare alla fiera di Saragozza o alla riunione di Bruxelles, insomma. I territorial needs da targetizzare attraverso le nostre proposte sono spiegati nell'analisi territoriale post 2020? Sì, i territorial needs sono ovviamente, diciamo, inclusi nell'implementation program, che è sempre disponibile nel nostro sito, sono nell'analisi territoriale, sono nell'application manual, come già detto all'interno delle fiche dedicate ad ogni obiettivo specifico. Allora, c'è una domanda specifica sull'obiettivo 2.1. Ci dice che nel programma l'OS 2.1 indica un'azione indicativa sulla gestione delle acque e nella call no. Come dobbiamo interpretare questa cosa?
Beh, la stessa cosa che abbiamo già detto, cioè nel programma ci sono più azioni indicative di quelle indicate nel bando, quindi in questo bando si finanziano quelle azioni indicative che sono citate nel bando e le altre nei prossimi bandi. Adesso possiamo passare al budget. Allora, la variazione dell'opzione di budget non può essere fatta nemmeno prima della firma del subsidy o dell'inizio delle attività? Immagino che si intenda dire una variazione dell'opzione di budget rispetto a quella indicata nella proposta progettuale. Ma, voglio dire, ma se non avete le idee chiare fate a meno nel senso, sì, teoricamente finché non c'è il subsidy contract firmato con la negoziazione, poi però è una perdita di tempo, nel senso che non è detto che vi venga accettato, quindi perché non è che la negoziazione serve più a voi per rispondere alle nostre esigenze, non a noi per rispondere alle vostre, quindi voi avete presentato quel progetto lì, poi se mi chiedete che per qualche motivo particolare, perché è successo una cosa disastrosa, è necessario cambiare, forse siamo ancora in tempo, ma se è perché avete sbagliato la valutazione, ma vi si dice di no, tranquillamente, non è che possiamo lì ad aspettare che rifate un budget, perché poi cambia tutto, se c'erano gli simplified cost option o viceversa, cioè cambia l'ammontare, ma l'ammontare se siete approvati è quello, quindi insomma pensateci molto attentamente adesso, così poi avete la vita più semplice, ma non considerate la fase di negoziazione come una possibilità per modificare, perché voglio dire, il budget, se è strettamente legato alle attività che andate a fare, rispecchia quelle, quindi è difficile che poi senza modificare l'attività possiate pensare di cambiare il budget. Anche se semplicemente tra simplified cost option e no. Tra l'altro, se c'è una scelta del simplified cost option, avete visto che certi ammontari cambiano considerevolmente, quindi veramente non è solo una cosa tecnica, è una cosa di concetto di concetto dell'attività del partner che vi porta a quello. Quindi la risposta è: in casi giustificati in cui effettivamente è successo qualcosa di cambiata una legge, che ne so, sul finanziamento degli enti pubblici per esempio, va bene, se ne può parlare, altrimenti la risposta è no, quello che presentate è quello che, tra l'altro venite valutati anche su quel budget lì, quindi non è che poi potete cambiarlo dopo, per cui così è. Il rimborso di spese di viaggio e alloggio a partner associati è limitato a sola partecipazione a project meeting o è esteso a specifici eventi focus group? Posto che non so cosa voglio dire specifici eventi focus group, ma insomma se fanno parte delle attività di progetto e sono utili alla realizzazione dell'attività di progetto, va inteso in senso estensivo. C'è una domanda sul fondo di rotazione, abbiamo probabilmente già risposto. Il cofinanziamento italiano è coperto dal fondo di rotazione nazionale come per la CTE 1420? Vado io, questa risposta sì, è coperta e la novità è al 15%, il programma è l'85%, fondi FES. La novità di questo periodo di programmazione, come diceva questa mattina Rita, è che si apre anche il cofinanziamento della quota nazionale ai soggetti privati, quindi è la principale novità che può favorire anche la partecipazione delle piccole e medie imprese dell'area adriatica italiana. E c'è ancora un'ultima domanda che è arrivata 3 minuti fa e torna di nuovo sulla questione dei VP. Qual è il rapporto tra indicative action e VP? Ogni VP corrisponde a un'action o un'action può essere divisa in più pacchetti di lavoro? No, allora il progetto deve rispondere a un obiettivo specifico, limitatamente ad uno. All'interno di questo obiettivo specifico c'è un elenco di indicative action nel bando. Il progetto deve scegliere l'indicative action a cui intende rispondere, oppure più di una se sono fortemente coerenti, interrelati e se effettivamente riesce a dare risposta a più di una. Pertanto non
c'è una distinzione per VP. L'indicative action fa riferimento all'intero intervento e viene indicata nella summary proprio perché fa riferimento complessivamente all'intervento. Per cui ad esempio se si parla trasporti, obiettivo specifico 3.1, la ottimizzazione della performance energetica dei porti, il progetto risponderà all'inserimento di energie alternative nelle procedure portuali, un esempio a caso ovviamente, mi raccomando a caso, all'interno. E come ci risponde? Risponde attraverso VP, farà un'analisi dei fabbisogni, poi farà un piano di azione, poi farà delle pilot per intervenire. Tutti i VP avranno differenti output, risponderanno alla stessa indicative actions. Poi se al tema dell'efficientamento energetico dei porti in termini ambientali vuole aggiungere il tema che è un'altra indicative action, ad esempio della dematerializzazione, della digitalizzazione delle procedure portuali perché sono intese in senso ambientale come misura con un impatto ambientale positivo, a quel punto selezionerà 2 indicative action e risponderà a queste 2 indicative action attraverso la struttura delle proprie attività che include in diversi VP. Allora, una domanda in tempo reale sugli staff cost. Allora, staff a costi reali. Sono ammessi anche gli incarichi a percentuale che non richiedono l'utilizzo dei timesheet? Allora, ci sono 3 sistemi per calcolare gli staff che sono spiegati nel manuale di implementazione. Richiedono, mi sembra di ricordare, cioè, se è la percentuale richiedono il timesheet perché bisogna andare a vedere com'è coperta la restante percentuale. Quindi devo andare un attimo a... Io perché abbiamo uno schemino molto, molto simpatico su tutto il audit trail per ogni singolo sistema di uso degli staff cost, in cui c'è una crocetta in cui dice questo documento serve in questo caso, questo documento non serve, questo documento serve, questo documento non serve. Non ho qui la slide ma posso recuperarla in qualche minuto, quindi eventualmente se la persona che ha fatto questa domanda poi vuole venire andiamo a controllare un attimo quali sono esattamente i documenti richiesti all'audit trail per quella tipologia di calcolo degli staff cost. È possibile avere un esempio sul calcolo del target value degli output? È una domanda fatta in questo istante, non so se è stata fatta da qualcuno in sala perché è un anonimo, se vuole spiegarla un po' di più, ma... Target value dell'output, allora non so cosa si intenda, ogni progetto deve portare al raggiungimento di almeno 2 output differenti e questo è il minimo requisito per essere valutato positivamente. Il target value vuol dire che ad esempio tu selezioni l'indicatore di output strategies and action plan, per esempio, che è un unico indicatore di output, tu metti 2, poi lo declini con una strategia e un action plan. Non so cos'altro si intenda, oppure specifica meglio e chiariamo meglio. E l'ultima domanda che abbiamo ricevuto chiede se le slide saranno pubblicate, se le slide utilizzate oggi saranno pubblicate sul sito. Sì, direi di sì, e non so se anche Natalino darà visibilità al sito dell'NCP. Sicuramente saranno anche nel sito della Regione Veneto, nella sezione dedicata al programma e Natalino prevedi di condividere le slide della giornata? Li metteremo sulla stessa pagina del National Contact Point degli Info Days della giornata odierna sul programma sul sito di Adrian, insieme alle slide del prossimo Info Day.
Grazie. Dopo questa lunga carrellata di domande via Slido, se i nostri relatori hanno ancora un po' di voce, avremo delle domande dal pubblico qui presente. E prego, se potete dire il vostro nome e l'ente di riferimento, abbiamo anche dei microfoni senza filo, ecco, che così per sentirci meglio. Grazie. Volevo intanto, scusa, chiarire che ho guardato, no, non è richiesto il timesheet, però questa è un'informazione che comunque verrà fornita nell'implementation manual, nel senso che manca un po' prima che rendicontiate questi costi, per cui mi sembra una cosa un po' come dire, tecnica, che non è adesso pertinente sulla descrizione del progetto, ma qualora questo doveste farvi optare per un metodo di calcolo rispetto all'altro, la risposta è no, non è richiesto. Ok, perfetto. Buongiorno a tutti. Ida Carolla, dalla Regione Puglia, Municipalità di Nardò. Volevo chiedere, in caso di discordanza tra le indicazioni contenute relative ai caratteri di testo tra l'offline application form e la piattaforma, come avviene per esempio per gli obiettivi specifici, dove nell'offline sono indicati 250 caratteri, sulla piattaforma 1000, cosa prevale tra i due? Vale sempre la piattaforma, perché è l'unico strumento ufficiale. Ok, perfetto. Un'altra domanda riguarda invece un partner proveniente dal terzo Stato San Marino, nel caso sia partner appunto partecipi con il proprio budget. Bisogna comunque esplodere il budget? Sì, assolutamente sì. Tra l'altro per i partner in San Marino faremo un evento anche a San Marino, ma va ricordato, qualora qualcuno di voi fosse di San Marino o abbia contatti con partner di San Marino, che in GEMS viene automaticamente riportato, quando uno clicca fondi di San Marino, 100% come fondi, come sembra quasi che sia un fondo pubblico. In realtà non è stato possibile modificarlo tecnicamente, ma quella percentuale va modificata a mano allo 0%, perché non c'è un fondo pubblico per San Marino, e poi il partner scrive come i tipi di finanziamento che mette in campo, che potrebbero essere suoi, ma potrebbero anche far parte di una sponsorizzazione di qualche altra parte. Questo per quanto riguarda la selezione del fondo mentre poi ovviamente ogni partner va a esplicitare il suo budget, perché verrà considerato e verrà valutato come partner del budget di progetto, anche se sono fondi suoi. È consigliabile, per quanto riguarda sempre il budget, comunque nella colonna descrizione sulla piattaforma fare riferimento alle azioni EVP? Allora sì, ma forse è ancora più utile fare il contrario, ovvero che quando andate a scrivere un'azione scrivete il budget complessivo si diceva a manone, cioè nel senso non è che c'è una casella in cui scrivere il budget nella descrizione, però se voi dite questa attività, il costo stimato di questa attività è tot, poi io vado a vedere che nel budget effettivamente per singole voci corrisponda, aiuta a una più facile comprensione e valutazione dell'attività. Comunque sì, nei commenti, nella parte commenti delle singole voci di budget, più informazioni fornite su a cosa vi state riferendo, quale attività, di quale VP, meglio è. Considerate che se riceviamo, come noi ci aspettiamo, parecchie application form, queste informazioni vanno a fare la differenza poi sulla valutazione, perché quando un valutatore riesce da una prima lettura già a capire se il progetto è buono o non è buono, perché le informazioni presenti sono tante e sono complete, sono coerenti, poi magari va a approfondire, quindi perde un po' di tempo sulle questioni che non gli sono chiare. Se un valutatore finisce la lettura e non ha capito cosa è andato a fare, non ha capito quanto valgono le singole attività che proponete, non ha un'idea precisa, ma non perde neanche il tempo di andare poi veramente quindi
se avessimo poche application uno può permettersi di scrivere così cose approssimative, ma presumiamo che il processo di selezione sarà abbastanza competitivo, quindi siate veramente più precisi e più realistici che potete, e ditelo anche ai vostri partner, perché talvolta il lead partner ha un budget con un sacco di specifiche, ben dettagliato, si sta attenti, quindi si capisce cosa fa il lead partner. Poi però gli altri partner, oppure qualcuno degli altri partner, è arrivato tardi l'ultimo giorno, ti ha dato solo poche informazioni e tu non sai cosa scrivere di fatto, e questo impatta negativamente su tutto il progetto, perché io devo andare a vedere tutti i budget dei partner. Un'altra cosa che noto è che mi sembra di percepire che nessuno di voi sia andato ancora a spippolare su GEMS, perché nessuna domanda ha riguardato il sistema informatico. Noi vi ringraziamo enormemente di tutto ciò, siamo estremamente lieti, ma fatelo, perché è un sistema nuovo, è un sistema che è più intuitivo su determinate cose, ma comunque è un sistema abbastanza complesso. Quindi anche se non avete ancora finalizzato tutti gli aspetti, la partnership, le attività, eccetera, eccetera, se siete seriamente intenzionati a presentare una proposta, cominciate a familiarizzare, anche perché il JS non garantisce di rispondere a tutti i dubbi sullo scibile della call negli ultimi più o meno 10 giorni di giugno. Quindi a un certo punto si presume che le domande siano state fatte, le risposte siano state date, la chiarezza sia entrata negli animi di tutti quanti, e si vada a submittare la proposta, possibilmente non l'ultimo giorno, non gli ultimi 2 giorni, quando il sistema rischia di essere sovraccarico, e quindi diventa difficile anche mettere delle toppe all'ultimo momento. Quindi cominciate adesso, se non l'avete già fatto, ad impratichirvi un po' su come funziona la scrittura proprio sulla piattaforma, e dopodiché cominciate i vostri partner a darvi tutte le informazioni in modo che possiate submittare con un po' di anticipo. Sì, buongiorno, grazie. Bogdan, Comune di Venezia. Io volevo chiedervi se il processo di allargamento, visto che è stato menzionato, può rientrare come strategia generale a cui ambisce il progetto. Ci sono paesi che sono candidati, e mi sembra solo la Bosnia sia potenzialmente candidato. Se anche questo elemento va specificato nell'application form. Grazie. Beh, diciamo che è un aspetto già intrinseco al programma, cioè il programma appunto coinvolge questi paesi che sono in fase di preadesione con tutti i nostri paesi IPA, che appunto caratterizzano fortemente il programma, per cui appunto ha cambiato appunto nome, è diventato UNIPA Adrian, per cui un progetto diciamo deve rispondere non tanto alle esigenze del processo di allargamento, perché queste sono insite, come ad esempio anche l'allineamento con le USAIR, che è la macrostrategia che anche ovviamente si occupa dell'allargamento, cioè le priorità che supportano l'allargamento sono incluse dentro gli obiettivi specifici e gli assi e le azioni indicative che il programma ha selezionato come rilevanti per supportare un processo di allargamento, per cui diciamo innanzitutto deve rispondere alle esigenze delle azioni indicative per ogni obiettivo specifico, quindi interventi generali generici sull'allargamento o sul capacity building eccetera eccetera, diciamo devono batter pari con quelle che sono le specifiche proprio tematiche del bando, quindi diciamo attenetevi molto a queste azioni indicative, perché dentro di queste azioni indicative c'è tutto, ci sono gli flagship di USAIR, c'è l'allineamento con la macrostrategia, gli obiettivi, l'allargamento eccetera eccetera. Buongiorno, Francesca Picenni, Istituto per le Tecnologie della Costruzione del CNR. Io avevo una domanda per quanto riguarda le dichiarazioni, perché ho letto che con GEMS, col nuovo sistema, si farà una application in one step, già con tutte le dichiarazioni pronte e così via. Io ho letto il manuale per ora, ma ammetto di non aver ancora guardato nel dettaglio le dichiarazioni che dovranno allegare i partner. È capitato per noi con Euromed a novembre
che i partner dovessero proprio dichiarare esplicitamente, c'era uno statement nelle dichiarazioni, di avere una copertura di un tot percentuale, che adesso non ricordo, del budget, e di poterlo garantire, effettivamente assicurare. C'è anche nel proprio richiesto così esplicitamente. Certo. Diciamo che la Ok. dichiarazione è esattamente funzionale a questo, cioè all'impegno del partner e del lead partner a, diciamo, occuparsi del 15% di budget che rimane fuori dalla copertura del fondo Interreg. Quindi, ad esempio, il partner italiano selezionerà fondo di rotazione come public automatic, perché è automaticamente dato a livello nazionale, mentre è diversa la situazione degli altri partner, che dovranno contribuire con il 15% con fondi propri. Ad esempio, un soggetto pubblico bosniaco metterà il contributo nazionale se è un public contribution, perché è un soggetto pubblico. Se è privato indicherà il private contribution e così via. Insomma, diciamo che deve essere specificato l'origine di questa copertura del 15% che non è coperto dai fondi europei. No, noi chiediamo che il partner abbia la possibilità di anticipare, ma non chiediamo non c'è una soglia che deve provare di percentuale. Una piccola domanda sulla valutazione. Luciano Galetti della provincia di Trento. Varie fasi di valutazione avete accennato. Domanda, quali sono i criteri della valutazione, o meglio i metodi della valutazione? Sono la valutazione con valutatori indipendenti per fase, oppure valutatori diversi per fase, oppure più valutatori per la medesima fase, oppure doppio cieco per fase? E sono i valutatori persone che sono già state associate ai processi decisionali o comunque di costruzione tecnica della strategia, oppure sono indipendenti da eventuali lavori di definizione strategica di EUSAIR? Allora, innanzitutto dipende, diciamo che ad esempio la prima fase è il controllo formale, quindi per quanto riguarda i singoli criteri di ammissibilità ed eleggibilità, nell'application manual abbiamo come annex sia la griglia del controllo formale, per cui potete verificare, diciamo, sia la griglia, cioè la griglia di valutazione qualitativa. Pertanto, diciamo, avete già a disposizione il materiale informazione per un confronto su quelli che sono i criteri, i punteggi minimi, i punteggi massimi e così via. Quello che porta all'esclusione, la soglia di esclusione rispetto alla valutazione di qualità. Allora, il controllo formale, quindi ammissibilità ed eleggibilità, viene fatto internamente dal JS, con, diciamo, il principio del doppio controllo, quindi da 2 officer interni, più ovviamente gli NCP. Gli NCP riguardano alcuni aspetti, ad esempio la conferma, verifica e conferma dello status giuridico del soggetto che vi dichiara nel progetto, e quindi viene confermato da Natalino in questo caso, e comunque da tutti gli NCP. Stessa cosa, gli NCP, come appunto già anticipato in precedenza, si occuperanno di, diciamo, valutare l'eligibilità del soggetto rispetto alla numerosità della sua partecipazione per alcune categorie che rientrano nell'eccezionalità prevista dal bando. Una volta che viene, diciamo, approvato dal comitato di sorveglianza gli esiti del controllo formale, i progetti che passano questa fase entrano nella fase di valutazione qualitativa, che appunto è suddivisa in 2 step. La prima fase è strategica. Se passano la strategica vengono valutati anche dal punto di vista operativo, dove si prendono in considerazione elementi ad esempio come la struttura del work plan, a caso, diciamo, poi le informazioni sono esaustive, il budget e così via.
e la partnership vengono valutati internamente da JS e con una doppia valutazione anche qui, una interna dagli officer e una esterna, diciamo, da valutatori indipendenti che vengono selezionati da un roster di valutatori. Nello specifico verrà diciamo, aggiornato il roster attualmente in uso e verranno pubblicati dei bandi di selezione sul sito di Arter, che si occupa, diciamo, del segretariato e diciamo, dell'incarico dei valutatori. Adesso ovviamente dettagli specifiche su come verranno associati, questo è ancora, diciamo, da definire, comunque compete sempre al comitato di sorveglianza che approva il manuale di valutazione. Ad oggi non abbiamo il manuale di valutazione approvato, pertanto diciamo che nel corso di questi mesi, prima sicuramente della scadenza del bando, avremmo, comunque il manuale di valutazione rimane ad uso interno e non viene pubblicato. Sì, devo dire che una certa dose di flessibilità è dovuta anche al numero di proposte che riceveremo, perché se riceveremo un numero abnorme di proposte bisognerà chiedere al comitato di sorveglianza di trovare qualche soluzione, insomma, di supporto maggiore. Quindi vediamo un attimo anche cosa succede al 1° luglio. C'è ancora una domanda da remoto. Ci chiedono quando bisogna compilare la sezione del target. Allora, quando bisogna compilare la sezione del target group? Bisogna inserire anche l'ammontare della copertura, esempio 100 SMEs, 3 comuni, eccetera. Certo, perché questi il valore, diciamo, associato al target group, oltre che la descrizione di chi si intende coinvolgere, cioè questo poi viene riflesso nell'ambito delle attività di reporting, in cui si dirà: in questo semestre abbiamo coinvolto 10 comuni di XY, è molto dettagliato, quindi sicuramente deve essere dettagliata anche nella fase di presentazione della proposta. E dirò di più, all'interno di GEMS ci sono dei blocchi, nel senso che qualora alcune informazioni non vengono inserite, quindi venga selezionato ad esempio un target group ma non vengono fornite le informazioni riguardo a questo target group, nel momento in cui si preme il bottone, non mi ricordo come si chiama, ma qualcosa tipo check and save, insomma check and submit, il sistema riporta tutte le sezioni in cui c'è qualcosa che manca. O meglio, il GEMS riporta quasi tutte le sezioni dove c'è qualcosa che manca, nel senso che ci sono determinate sezioni per cui non era possibile mettere dei blocchi. Questo cosa significa? Che il sistema è progettato per darvi una grossa mano e indicarvi dove ci sono delle cose che non vanno, dove non avete rispettato, che ne so, l'acronimo del progetto può avere solo lettere maiuscole o numeri. Se voi l'avete scritto con una lettera minuscola, quando dovete submittare il programma vi dice: guarda che questo nome non va bene, oppure c'è già stato qualcuno che ha submittato il progetto con lo stesso acronimo, vi dice: guarda, questo acronimo è già stato utilizzato. E vi riporta un sacco di informazioni su errori che possono essere stati fatti. Hai selezionato una percentuale, non so, il numero di partner non corrisponde ai requisiti minimi del bando, quindi ti sei dimenticato che ti manca un partner IRDF, oppure hai messo come lead partner un partner privato. Allora non è che non ve lo lascia fare, che non vi lascia fare compilare l'application form, questo è un punto abbastanza da tenere presente, ve lo dice solo nel momento in cui voi premete questo bottone check. Ovviamente questo bottone check non siete costretti di premerlo solo alla fine, potete anche premerlo man mano che state compilando l'application form, ma chiaramente vi verrà fuori una lista molto ampia di cose che non vanno se non avete compilato tutte le sezioni. Nonostante tutti gli sforzi di creare un sistema che vi avvisi dove c'è qualcosa che non va, la responsabilità finale sul fatto che le informazioni siano presenti, siano complete, che tutte le sezioni sono state compilate correttamente, che i requisiti del bando siano stati rispettati, sta in capo
a chi propone il progetto, quindi al lead applicant. Non è responsabilità di GEMS se un controllo non ha funzionato, se non è stato predisposto e ci si accorge in fase di valutazione che un requisito del bando non è stato rispettato. Noi abbiamo fatto il possibile, speriamo che GEMS riesca a rispondere a quasi tutto, ma sappiamo per esperienza che la realtà supera sempre la fantasia, quindi c'è sempre una casistica a cui non hai pensato, in cui qualcuno fa un errore che tu non potevi immaginare che facesse. La responsabilità finale rimane sugli applicant, ma GEMS sappiate che per esempio questa domanda qui non avrà senso di esistere, perché se non metterà il valore, GEMS non gli farà submittare, gli dirà guarda che manca questa informazione. La platea è stata sollecitata e ha risposto, quindi un'altra domanda su GEMS. L'ammontare dei risultati della sezione C corrisponde alla somma degli output inseriti nelle varie VP cui fa riferimento? Allora, siccome non siamo qui per risolvere equazioni matematiche, che ci scriva info, che sapremo esaudire ogni desiderio. Sì, per domande così dettagliate, anche perché adesso non è che ho presente tutto GEMS a memoria, quindi scriveteci e vi rispondiamo. Benissimo, direi che accoglieranno l'invito e poi ci farete sapere quante domande arriveranno. Abbiamo dato abbastanza spazio arrivando alle 13:20, quindi adesso io passerei la parola per rispettare più o meno l'orario di conclusione della giornata, ma certamente se avete altre domande possiamo dare 5-10 minuti comunque di tempo in chiusura di evento per rispondere a ulteriori quesiti, e poi certamente resta valido l'invito del segretariato di segnalare criticità, domande all'indirizzo info. Possiamo ripeterlo magari, che io non lo conosco a memoria. Comunque c'è sul nostro sito sito, info@interregadrion.eu. Vi invitiamo anche a consultare periodicamente le FAQ che sono pubblicate sul nostro sito, perché le aggiorniamo ogni tot, quindi può darsi che magari le abbiate già viste ma che si siano aggiunte delle altre domande, e vi invitiamo a consultarle Spesso. ogni tanto. Perfetto. Ecco, io adesso passerei la parola al punto di contatto nazionale del programma, Natalino Barbizzi, Regione Marche, per ascoltare anche la prospettiva, ecco, il punto di vista del punto di contatto nazionale, e magari recupererei un tema lanciato da Ludovico Gherardi in apertura sulla scalabilità dei progetti, per capire se possono esistere dei progetti transfrontalieri, magari del periodo 14-20, che potrebbero trovare una loro naturale evoluzione in un programma transnazionale nel 21-27. Grazie. Grazie Rita, grazie a tutti per le numerose domande. Io faccio alcune considerazioni per quanto riguarda la composizione della platea di oggi. La composizione è fatta da un 60% di soggetti con una media e notevole esperienza come project partner o lead partner, e 40% di nuovi potenziali beneficiari. Questa è una cosa molto, molto interessante, la do anche come dato ai nostri colleghi del segretariato, che quindi c'è diciamo un certo ricambio potrebbe esserci. Però in questo caso vi invito a fare un'analisi prima di mettervi giù a scrivere all'impazzata la proposta progettuale, a guardare quello che è stato fatto nel 14-20. E quello che è stato fatto nel 14-20, i progetti sviluppati, ma non solo su Adrion, ma anche sul MED, su Italia-Croazia, su vari altri progetti, vi aiutano a capire che non si parte da zero, come diceva poi Lucia, quindi dovete, anche se si tratta di una nuova cordata, anche se si tratta di un nuovo progetto, sicuramente qualcosa di quello che avete in mente è stato fatto, sicuramente c'è qualche altra esperienza, non solo qui ma anche sul Central, anche su Italia-Slovenia o su Italia-Albania-Montenegro per i colleghi
che vengono dalla Puglia o Grecia Italia, quindi vi invito a fare questo lavoro di benchmarking in maniera molto approfondita, perché vi aiuta a capire che cosa è stato prodotto, cosa non c'è e cosa come può essere sviluppato sulla scala transnazionale. Vi invito anche a tenere in considerazione, quando scriverete il progetto, la peculiarità di questo programma, che è un programma che ha la maggior parte dei paesi IPA, quindi se anche il capofila è dei paesi italiano o dei paesi membri, pensatelo come un programma IPA, quindi anche nelle attività che metterete in piedi, negli approcci, considerato sempre anche con questo approccio che qualsiasi attività, azione congiunta, azione pilota sviluppata deve essere sia a beneficio della strategia USAID che a beneficio dei paesi in vista dell'allargamento, quindi considerate anche questo aspetto. Dal punto di vista di lavoro preparatorio vi invito anche a fare mente locale sul lavoro che hanno fatto i National Contact Point di MED, ENIS, BC MED e Adrion sulla capitalizzazione dei progetti, quindi su tutti i progetti nel 14-20 sul tema crescita blu e biodiversità, che sono temi ancora di interesse in Adrion, dal punto di vista della capitalizzazione. Lì trovate, e la ricerca la trovate sul sito del National Contact Point MED, ma se ci scrivete poi vi giriamo sicuramente il link per accedere direttamente. Voi trovate sicuramente alcuni esempi di come temi sono stati affrontati e come possono essere capitalizzati, perché capitalizzare è anche riprendere l'esperienza fatta da altri e proseguire in quella direzione, perché molte cose ci sono già, le trovate, sono a disposizione nei siti dei vari programmi, e quindi vi invito anche a fare questo lavoro, dove lì ci sono elencati proprio le schede progetto e anche con le potenzialità di capitalizzazione. Già in quella ricerca vi indica la via da seguire per un futuro progetto. Nell'Infoday della settimana prossima faremo proprio ci sarà una mia collega che ha lavorato a questa parte del lavoro congiunto dei 3 National Contact Point, che presenterà questo lavoro, perché a nostro avviso ricominciare da capo non serve a nessuno. Partire da un punto, ripartire da dove si è fermato un altro progetto è molto più interessante, e sicuramente viene valutato molto più positivamente che un progetto che non tiene in conto di quello che c'è stato finora. Questo soprattutto non tanto nel caso di nuove cordate potrebbe capitare, quindi anche in quel caso utilizzate il pregresso per costruire la vostra proposta, non basatevi su vostre considerazioni iniziali che non hanno dati alla mano. Quindi vi invito a fare questo lavoro di benchmarking in maniera approfondita. Il secondo aspetto è sulla scalabilità. La scalabilità è un concetto nato alla fine del periodo 14-20 che vuole dire ai beneficiari, ai lead partner, ai project partner, che alcuni progetti funzionano, alcuni progetti hanno dato risultati notevoli, risultati interessanti sulla scala locale e possono, con le opportune considerazioni e valutazioni, essere trasferiti alla scala transnazionale. Alcuni, per esempio, adesso mi vengono in mente, siamo a Venezia, quindi c'era stamattina l'autorità di gestione Italia-Croazia, diversi progetti Italia-Croazia, sia della call standard che della call
degli strategici, ma anche della colla dei cluster, possono essere sicuramente ripresi e fatti diventare progetti transnazionali dove si può quindi proseguire da un lato su Italia e Croazia con il lavoro già fatto, ma si può estendere ai nuovi paesi, soprattutto ai paesi IPA, quindi sul tema del cambiamento climatico, sul tema dei trasporti, sul tema della biodiversità, eccetera. Quindi ci sono diverse opportunità. Ovviamente successivamente i progetti Hadrian o i vecchi progetti Hadrian esistenti possono sicuramente essere riprogettati sulla scala trasfrontaliera quando ci sarà la nuova call Italia-Croazia. Quindi quello che vi dico, quando avete un'idea progetto, una nuova idea progetto, guardate quello che c'è in giro, quello che c'è stato, non ripartite da zero, che è l'errore che vedo sempre che mi arrivano le domande. Si riparte da zero, partite da dei progetti esistenti, sicuramente ci sono delle esperienze che fanno al caso vostro che possono aiutarvi a capire meglio come indirizzarvi nella progettualità. Fortunatamente nel 14-20 rispetto ai periodi precedenti c'è una memoria storica informatica sui vari siti di programma che mantengono tutti i siti dei vari progetti. Questo è un aspetto importante e che vi aiuta anche a vedere gli output prodotti, avere i contatti dei potenziali partner, eccetera. Quindi pensate alla progettazione su Hadrian, che non è una progettazione banale, è una progettazione molto, molto complicata, complessa, non solo per GEMS ma anche per i contenuti da portare avanti e soprattutto per l'approccio transnazionale in un'area che è molto differente da un lato all'altro dell'Adriatico. Quindi questo erano una serie di considerazioni che volevo condividere con voi. Grazie Natalino per quest'ultimo approfondimento e chiaramente con la tua esperienza di punto di contatto nazionale anche del precedente programma hai saputo dare delle indicazioni utili agli applicant per la preparazione del proprio progetto. Abbiamo ancora sicuramente un po' di tempo a disposizione, quindi approfitterei per vedere se nel frattempo avete maturato qualche altra domanda, se ci sono degli aspetti del bando che vorreste approfondire. Probabilmente state digerendo le informazioni che abbiamo ascoltato questa mattina e rinnovo l'invito a sottoporre eventuali dubbi al segretariato e quindi ringrazio Regione Marche certamente per aver scelto Venezia come sede del primo Infoday nazionale e di nuovo certamente i relatori della giornata. Il supporto del segretariato tecnico è sempre fondamentale per gli applicant. Se non ci sono domande io direi che possiamo chiudere qui la giornata, quindi ringrazio chi è collegato in streaming. Ricordo che per la Regione del Veneto poi abbiamo anche un referente regionale che è la collega, la dottoressa Anna Franco, che avete visto poco fa, e quindi mi rivolgo certamente ai partner del territorio veneto, contattateci nella fase di preparazione della vostra proposta anche per un coordinamento da parte nostra. Un grazie di nuovo a tutti e quindi in bocca al lupo e buon lavoro per la preparazione del vostro progetto. Grazie.